E allora buon pomeriggio e bentornati, bentrovati all'altra domenica che quest'anno si trasforma col tuo sport in poltrona. E io sono GP, vi do il benvenuto in questa domenica 7 settembre per questa nuova stagione, speriamo entusiasmante per quanto riguarda le squadre del Friuli Venezia Giulia naturalmente e del Veneto. Con me ho una nuova presentatrice, eccola qui, Omar Costantini. Buon pomeriggio Omar, benvenuta, mi scusi, ecco. Poi spiegheremo perché non c'è la presentatrice, lo spiegheremo tra pochissimo. Voglio naturalmente ringraziare tutti i tecnici che ci hanno dato una mano ad allestire anche questo nuovissimo studio, come vedete adesso piano piano ve lo faremo vedere nella sua bellezza. Ringrazio gli amici della Grafoteca di Cordenons che ci hanno dato una grande mano proprio per stampare queste nuove scenografie, grazie a Roberto, grazie a Lucia e grazie a Paolo. Allora io quest'oggi mi vesto anche delle vesti della presentatrice e vi presento gli ospiti di questo pomeriggio. Non poteva mancare il nostro grandissimo amico, grande esperto di calcio, nonché il mio avvocato personale, avvocato Maurizio Mazzarella, colui che ogni volta con una rogna, ecco, sono cavoli tuoi, va bene. Un altro grandissimo amico, un esperto di calcio, Cheo Fabrao, già dirigente sportivo, ma lui sa tutto di tutte le squadre, quindi non poteva mancare alla prima. La prima ricordiamo che seguiremo in tempo reale per voi Pordenone Unione Venezia, questo derby, primo derby del Pordenone in Lega Pro, in questo campionato spezzatino, ma ne parleremo dopo perché la Lega Pro è peggio della Serie A, c'è tutto un casino hanno fatto. E poi abbiamo il piacere di avere una Miss che ha preso la sua bella corona martedì, c'eravamo, poi vedremo anche le immagini, è la bellissima Federica Trusniak che è diventata Miss Mode e Spettacolo Friuli Venezia Giulia 2014 e tra qualche giorno te ne vai a Reggio Calabria, mi sembra. E cosa vai a fare a Reggio Calabria? I nazionali di questo concorso. Benissimo, appunto. E con chi vai? Con l'agenzia Stone Models di Fabrizio, appunto. Ok, e poi? Con la mamma, il papà, il fratello, il moroso? No, niente. Senza genitori, solo con le amiche. Ai, con le amiche, benissimo! Un altro gradito ritorno, anche lei quando sono le puntate speciali è sempre con noi, la bellissima Elena Mauro. Ti ho visto in splendida forma quest'estate in qualche concorso, quello di Rischio mi sembra al Festival Show. Andate a vedere il suo profilo Facebook, è splendida anche la Elena, grazie di essere. Ma lei in realtà è un interprete, poi ci parlerà un po' nel lingua che conosce, ci farà la traduzione simultanea, io parlo, lei ci parla in sloveno, croato, poi tedesco, inglese. Qualcos'altro, inglese Poi, no, friulano solamente passivo. Friulano solamente. Attenzione, col friulano passivo. lei è passiva. Va bene. Cominciamo bene. No, perché la novità di quest'anno è che siamo anche in streaming, ovvero se ci potete vedere da dovunque voi siate, anche sul telefonino, al sito telepordenone.tv. Un altro personaggio che ci ha seguito anche quest'estate nell'esperienza dell'altro mondiale è Giuliano Gemo, presidente dei veterani dello sport, ma una carriera a livello dirigenziale di tutti gli sport qua in Friuli Venezia Giulia. Potevamo farci mancare la musica questa stagione? Assolutamente no. E io chi ho chiamato? Quelli che quest'estate ci hanno accompagnato diverse serate in quelle trasmissioni assolutamente no sense, no? Ovvero sia Andrea Coloredo e Loris Lollo Brighi, detto da Gemma. Come si chiama Gemma, scusa, lui anche? Perché c'è anche Gemma quest'anno? Loris Brighi, buon pomeriggio a Gemma. E grazie anche a te di essere con noi quest'anno. In regia c'è Enrico, alla camera Maurizio, naturalmente tanti inviati anche quest'anno, tra poco vedremo e scopriremo chi è. Noi abbiamo Alberto Commisso a Pordenone, allora io direi, visto che sta per cominciare la partita di Pordenone, Gemma, vediamo se abbiamo Alberto Commisso per il fischio d'inizio a Pordenone. Maurizio, speriamo che non porti grama, c'è già? Sì, è in onda, dovrebbe esserci, ma che non sia in giro. Cercare qualche pollastrella. Allora aspetta, Alberto, sei a Bagnaluca o Pordenone? Ci sono ragazzi, non ci sono a Pordenone, come? Che Bagnaluca? No, perché siccome in streaming, secondo me tu sai il furbo, tu sei a Bagnaluca, stai vedendo la partita in streaming e ce la commenti, no? Perché so che sei un furbetto. Assolutamente, guarda, te lo può anche confermare il nostro amico Dario Perosa che ce lo imparte, quindi sono fisicamente presente allo stadio Bottecchia, non si può dire assolutamente in maniera diversa che ci non possa essere qua, anzi. Allora, intanto raccontaci com'è lo stadio, c'è gente, non c'è gente, è un derby, il primo derby della Lega Pro per quanto riguarda il Pordenone. Beh sì, guarda, io mi sarei sicuramente aspettato una cornice di pubblico maggiore, infatti insomma di fronte a me, di fronte alla tribuna stampa ci sono soltanto un centinaio di, anzi forse meno, di supporter del Pordenone, però era stata un'indiscrezione, è stata scritta oggi in un quotidiano insomma locale che da Venezia
erano attesi 400 supporter, io sinceramente non li vedo, anche perché un collega poi in parte mi dice che ancora le curve sono prive della testa del tifoso, obbligo quest'anno visto che il Pordenone insomma, si trova in una serie insomma, professionistica, quindi insomma, con le nuove disposizioni normative l'obbligo della testa del tifoso insomma, ci vuole, quindi forse anche questo fatto ha un attimo insomma, tolto la possibilità ai tifosi lagunari di presentarsi oggi al Bottecchia. Vedo comunque la tribuna è piena, la partita comunque è cominciata da circa 5 minuti e il punteggio insomma, è 0-0. Giovanni, se posso farti una brevissima premessa, fuori c'è stato un po' di, diciamo così, un po' una polemicuccia per gli accrediti, no? Allora, è vero che i cancelli dello stadio Bottecchia erano aperti insomma, già dalla mattina, quindi già dalle 10:30, 11. Però è anche vero che c'erano insomma, diverse persone fuori ad attendere insomma, il loro ingresso, il loro insomma, biglietto, e ci sono state insomma, diverse lamentele, forse perché la burocrazia deve essere un po' ancora snellita, forse perché ci sono ancora dei problemi, forse perché c'è poco personale ancora insomma, a disposizione da parte della società di Casa del Pordenone. Fatto sta che comunque insomma, la situazione era questa, gli ultimi arrivati insomma, sono entrati proprio con il fischio, col fischio dell'arbitro che ha sancito insomma, all'inizio dell'incontro. Tu invece a che ora eri arrivato lì? Non ti sento bene? Alberto, ti chiedevo, tu a che ora sei arrivato allo stadio? Guarda, io sono arrivato all'incirca alle 13:30 e sono entrato a pochissimi minuti dall'inizio della partita. È bene dirtelo, altre cose, insomma, gli accrediti, le informazioni sono arrivate col contagocce. Io sono arrivato qui allo stadio, altre cose avevo diritto anche al parcheggio riservato alla stampa, cosa che in stato naturalmente fatto. Il problema è mancata la comunicazione, il fatto che nessuno appunto ha avvisato insomma, noi giornalisti che avevamo appunto degli accrediti al gate insomma, numero 10, siamo andati appunto direttamente agli sportelli, appunto ai baldacchini appunto all'ingresso assieme a tutte le altre appunto, persone. Mi chiama un fotografo e mi dice a 10 minuti all'inizio della partita guarda che io ho il tuo accredito, quando ero 45 minuti già in coda. Allora sai, un po' le scatoline mi sono girate. Vabbè, ma comunque diciamo che avrei dovuto forse chiamare, che però ho capito. Alberto, è la prima anche in casa per il Pordenone, forse metteranno un po' a posto durante la settimana questi problemi. Sì, però sono stato anche mal consigliato, è stato fondoato perché il Pordenone ha mancato una chiara occasione. Ecco, noi la stiamo vedendo adesso probabilmente perché sai che lo streaming è un po' più lento. Allora, certo. Ci dai le formazioni, ci chiedeva Maurizio, magari quella del Pordenone principalmente, quella del Venezia. Sì, allora, il Pordenone intanto io vi annuncio che sono assenti il Mattieli e Placido, e quindi il Pordenone sta giocando con Maniero, Capogrosso, Possenti, Giuliano, Pissore, Ghinassi, Simoncelli, Buratto, Zubin, che naturalmente è il capitano acclamatissimo dal suo pubblico, Maracchi e Barbuti. A disposizione del mister Lamberto Zauli, invece ci sono appunto Bazzicchetto, Pramparo, Conti, Bacher, Potenza, Paladini e Maccan. L'Unione Venezia di Alessandro Del Canto invece schiera Zima, Sales, Gosces, Legatti, Esposito, Marino, Carcuro, Espinal, Greco, Ballazzini e Franchini. A disposizione ci sono Fortunato, Cernuto, Panzeri, Scialdi, Zaccagni, Raimondi e Magnacchi. Benissimo. Allora, intanto, grazie Alberto. Vedo che è arrivato anche il sindaco che stamattina era Pordenone Pedala, anche lui quindi ha dovuto penso che nessuno degli spettatori ne sentiva la mancanza, che se non arrivava, ma non importa, visto quanto è amato a Pordenone il sindaco Pedala. Infatti è entrato un po' modo perché ha dovuto fare anche lui la fila, povero insomma, povero sindaco, ai botteghini. Sì, comunque Giovanni, oggi credo sia una grande giornata di festa perché è bentornato Pordenone, proprio il caso insomma, di dirlo, mancava nella serie, dalla vera appunto Serie C appunto da mezzo secolo, quindi insomma ci sono delle grandissime attese. Il Venezia si sa è squadra insomma coriacea, il Pordenone arriva appunto a 3 sconfitte di fila in Coppa ovviamente, oggi è chiamato veramente alla prova del 9 e Zauli, che l'ho detto prima, ha detto dovremmo giocare appunto da grande squadra, 11 leoni in campo, dobbiamo appunto giocare come se avessimo una ferita aperta. Il Pordenone sono passati neanche 10 minuti, sta dimostrando di essere una buona squadra, quindi speriamo per il popolo insomma Terramarro che alla fine possano arrivare a questi primi 3 punti del campionato. Va bene, grazie Alberto, noi ci colleghiamo con te ovviamente nei momenti in cui ci saranno, speriamo, dei gol naturalmente a favore del Pordenone, ma anche del Venezia, certo, perché sinceramente ci guardano anche
a Venezia. Voglio salutare tutti gli amici che ci guardano appunto dal Veneto, che sono veramente in tanti, e li ringraziamo anche per l'ascolto dell'anno scorso, soprattutto nella zona di Marano, che erano veramente in tanti. Grazie a Alberto Commisso da Pordenone. Il risultato, ricordiamolo, è ancora sullo 0-0. Tutte le altre partite Serie D comincia alle 15, mentre Eccellenza e Promozione questa domenica cominciano alle 16, quindi noi riusciremo a seguire solamente il primo tempo. La domenica prossima invece tutti i campionati cominceranno alle 15. Prima di fare i giochi io vorrei vedere la schermata proprio della Lega Pro, perché il Pordenone sta giocando, è la penultima partita della seconda giornata, sono già state giocate quasi tutte le partite, a parte una che è stata rinviata. Se me la mettete, eccola qui. E allora vediamo i risultati: Novara Feralpi Salò 1-0, Pavia Pro Patria una bella manita 5-3, Torres Como 0-2, Sudtiroli Bassano 2-3, Renate Monza 2-3. Giocate tutte ieri, e poi non riesco a leggere, Siena Luvezzane 2-0. Allora dicevo che Albino Lefaresto è stata rinviata, Real Vicenza Alessandria non abbiamo aggiornato, ma comunque è finita 3-2, partita che si è giocata alle 12:30. In diretta stiamo guardando e stiamo seguendo anche per voi Pordenone Unione Venezia, e alle 18 l'ultima partita di questa seconda giornata è Mantova Cremonese. Se ci date anche la classifica, adesso arriva, è la prima puntata, quindi abbiate un po' di pazienza, eccola qua. L'unica cosa sbagliata di questa classifica è Real Vicenza, che da 0 punti va a 3 punti, per il resto questa è la classifica reale. Vedremo appunto come si muoverà la classifica, ma d'altra parte io credo che dare le classifiche dopo la seconda di campionato non ha proprio alcun senso. Gemma, sei lì impaziente col microfono, cosa succede? Sono impaziente perché abbiamo un sacco di inviati come ogni anno. A proposito, posso fare i complimenti al parrucchiere che è riuscito a corromperti? Allora, saluto e a togliere la marmotta. Saluto Massimo di Alzano Decimo, di Creative, il mio amico, ecco, che tra parentesi è stato ospite da noi quest'estate e tornerà ospite anche quest'anno. Benissimo, quindi di tutti gli inviati io ci tenevo in particolar modo a presentare lui, che è un carissimo amico, ovvero Peta mister terzo tempo, Roby Visintin per Monfalcone Chions. E allora UFM Monfalcone Chions, la partita comincia alle 16, ma noi ci colleghiamo già con loro, perché è vero che l'UFM purtroppo è retrocessa, ma è anche vero che un certo attaccante di nome Dennis, di cognome Godeas, ha firmato lasciando la Triestina in braghe di tela davanti ed è andato dai nostri amici di Monfalcone. Allora, come si presenta questa stagione, Roberto? Allora, innanzitutto ti sto rispondendo dal soggiorno di casa mia. Benissimo. Stavo vedendo il Gran Premio fino a un attimo fa. Sono ancora, mi trattengo un attimino perché sai, più tardi si va al campo e sì, più, come dire, più si mantiene la linea, diciamo, no? Certo. Come suol dirsi. Sì, come hai detto giustamente tu, Dennis Godeas è entrato a far parte della nostra squadra. Ci ha fatto un sacco di piacere perché naturalmente ha anche sposato un po' il progetto della nostra società, che questa settimana ha avuto, tra l'altro, ha subito un po' ha avuto qualche problema a livello societario, ma comunque tutto risolto stamattina, quindi la partita si giocherà oggi pomeriggio regolarmente. E poi volevo anche sottolinearti che oggi pomeriggio si inaugurerà il club dei tifosi di Alfredo Lulic, che ha anche un sottotitolo, si chiamerà Furgone delle Meraviglie. Infatti il presidente è l'autista del furgone dell'anno scorso, che ci faceva compagnia in tutte le trasferte in giro per il Triveneto. Attenzione, gol del Pordenone, benissimo, in diretta, gol del scusami Roberto, gol del Pordenone. Maccan, ha segnato Maccan? No, vediamo. Barbuti? Barbuti, sì, con quella zazzera è solo Barbuti, può essere, perché io li riconosco dal taglio di capelli, il numero 11, bellissimo. Bellissimo gol, quindi Pordenone in vantaggio, e quindi Pordenone 1, Unione Venezia 0. A che minuti siamo arrivati? Al 12esimo, Omar? Sì, non ci vedo fino là, grave. 12 e mezzo del primo tempo. Va bene. Roberto, senti, senza che ti offendi, possiamo sentirci più tardi? Molto volentieri. Ecco, perché tanto la vostra partita comincia alle 16, così, siccome abbiamo qualche problema in regia. D'accordo. Grazie mille. Comunque, dopo, ciao, grazie. Abbiamo ciao. capito questa è l'inaugurazione di questa nuova cosa, lo stadio Monfalcone, è molto interessante là. È bello andare allo stadio Monfalcone perché sì, si va a vedere una partita di calcio, in realtà è una grande festa la domenica pomeriggio. Gemma. Mentre
E lì esultavano, qui suonava il telefono ovviamente, prontissimo Alberto Commisso. Alberto Commisso che forse non porta grama come l'anno scorso a San Vito, perché sei a Pordenone, il Pordenone ha segnato. Chi ha segnato intanto? Qua non si capisce. Allora Giovanni, innanzitutto potevo dirti è stata un'azione fantastica, veramente un'azione insomma coraggiosa, che è partita da Capogrosso, un lancio lungo per Simoncelli che di testa appunto si è portato avanti il pallone, era solo appunto davanti al portiere, era defilato, ha preferito praticamente corsarla al centro, è arrivato come un falco Barbuti che di testa ha viaggiato in realtà, veramente un gol fantastico, è stata l'esplosione completa dello stadio ed è veramente un buon auspicio perché veramente è stata un'azione bellissima, la partita era un'azione che stava volgendo a favore del Benitez, è stato un capovolgimento di fronte insomma repentino, il Pordenone insomma ci ha creduto, quindi veramente una triangolazione perfetta e alla fine Barbuti, neo acquisto insomma ricordiamo del Ramarro, ha segnato insomma questo gol che vale molto perché il Pordenone dobbiamo dirlo, dobbiamo essere insomma coerenti, stava appunto meritando, stava forse giocando meglio e aveva anche una vena insomma diversa rispetto ad altre occasioni insomma fin qui. Benissimo, grazie Alberto. Insomma lo ripetiamo, Pordenone 1, Benetton 0. Grazie Alberto Commisso da Pordenone, ribadiamo appunto il risultato, Barbuti ha portato il vantaggio e poi è un gol storico perché è il primo gol del Pordenone in Lega Pro, no? Dopo quanti anni Maurizio? 10? Dopo 10. Quindi Barbuti si mette nell'albo di chi ha segnato il primo gol dopo tanti anni in Lega Pro. Allora io direi, voi come dicevo all'inizio, avete visto che non c'è una presentatrice insieme a me quest'anno. E perché non c'è una presentatrice? Chi ci ha seguito su Facebook ha visto che abbiamo deciso di fare una cosa, secondo noi, Omar, più carina che non prendere una che già sa e magari anche mi fa fare brutta figura. E allora eccola qua, questo è il concorso, volete presentare, volete presentare con me? E allora abbiamo fatto questa Miss che non è la solita Miss, come ad esempio ha fatto l'altra sera la nostra splendida Federica, ma si viene qua a presentare. Cosa significa? Se vi ricordate l'anno scorso con Sara Cechet-Woodcock al mio fianco, domande, cose simpatiche, si legge, si scrive anche, ma sì, si scrive sul computer, no? A te piacerebbe farlo, Federica? Oh sì, perché no? Boh, sì, perché no? È convinta, È come quando le previsioni del tempo ti dicono cielo parzialmente musoloso, un po' soleggiato, ma rischi di temporali. Più o meno siamo... E tu, Elena? Sì, a me piacerebbe. Piacerebbe, allora... Mi candido. Vedremo appunto questo. Allora, visto che Elena si candida, come al solito abbiamo due giochi noi durante questa trasmissione, no? Il gioco sono sempre i due giochi, quelli dell'anno scorso, che hanno avuto un sacco di successo e quindi li abbiamo ripetuti. Allora adesso Elena, che già li conosci i giochi perché c'era l'anno scorso, presenta il primo dei due giochi, ovvero sia il gioco quello che fa vincere il premio UFO, ovvero sia il 3 su 3. E allora, vediamo, tanto è facile perché ci sono le schermate, sono 3 partite da indovinare, che sono, Elena? Allora, Pordenone, Unione Venezia, Mezzocorona Triestina, Sacilese, Cras Repen. Grandissima, e che cosa si vince? Vediamo la schermata, cosa si vince? Beh, questo forse... Prova a indovinare, dai, cosa si vince? Secondo te cos'è quella roba lì? La lavastoviglie? No. No? Riprova. Un computer portatile. Un computer portatile, esatto, bisogna avere l'app Piaggio per poterlo usare, no? Una bellissima asciugatrice. Sai perché l'abbiamo messa in palio con gli amici di Nautel? Perché visto l'estate che è stata particolarmente secca e non si riusciva ad asciugare, cioè mettevi la roba fuori e si asciugava in 3 secondi, abbiamo detto facciamo questo premio che l'anno scorso anche ha avuto molto successo, l'asciugatrice, in questo caso è della Zoppas, 7 kg, classe A+, quindi si risparmia anche un sacco di energia e c'è anche la funzione, Elena, che non si stira. Pensa, dovrei prenderla io quella per casa mia. Questo è il primo gioco, dunque già tanti avete giocato su Facebook, ma potete naturalmente continuare a giocare. In questo caso bisogna indovinare i 3 risultati precisi, che ricordiamolo ancora sono Pordenone, Unione Venezia, vediamo a memoria, Sacilese, Cras Repen e Mezzocorona Triestina, appunto la Triestina che riparte da un'ennesima nuova società, e vedremo cosa riesce a fare in Trentino col Mezzocorona questo pomeriggio. Qua bisogna indovinare i 3 risultati, invece c'è il gioco, Federica, l'altro gioco, che è proprio friulano, perché è l'1x2, nel senso, no, è 1x2, no? Ma a noi piace dire 1x2. In cosa consiste questo gioco? Bisogna solamente mettere il segno preciso della partita, cioè se vince il Pordenone mettete 1, se pensate che pareggi mettete X, se no 2. Stessa cosa per Sacilese, Cras Repen. Tutti e 2 questi giochi bisogna finirli entro le 15:30, quindi potete mandare
o andare su Facebook per quanto riguarda l'asciugatrice, o se no con WhatsApp o SMS al 348 294 7672. Che cosa si vince col secondo gioco? Questa bellissima fornitura di bottiglie, che in Friuli so che funziona, ma anche in Veneto mi sembra, no? Offerte naturalmente dal Pascia Group, che sono 3 bottiglie di Chardonnay e 3 bottiglie di... non mi ricordo che cos'è il vino nero. Merlot? No, non è Merlot, vabbè, ve lo dico dopo, comunque sono 3 bianchi e 3 neri, quindi non si sbaglia. Bene, detto questo io direi Maurizio, cosa stai osservando, Maurizio e Cleofa naturalmente, di questi primi 10 minuti, quarto d'ora del Pordenone? Osservo che Serro, l'allenatore del Venezia, ammazzava i 4 difensori perché ha preso un gol incredibile in contropiede in casa, dormivano, ha dormito il portiere, hanno dormito i 2 centrali. Sì, quindi è stata una bella azione di Simoncelli più che altro, che ha messo una gran palla in mezzo, ma la difesa in contropiede fuori casa da sparare. Lì vedo, il Venezia lo vedo un po' macchinoso, lento nell'imbastire l'azione, il Pordenone lì aspetta e probabilmente la partita avrà questo svolgimento col Pordenone che cercherà di colpire in contropiede e questi che cercano però in maniera troppo lenta e leziosa di pareggiare. Non è, io penso che l'obiettivo del Pordenone quest'anno sia quello di salvarsi, certo. La lotterà con altre 5-6 squadre, poi ci saranno sicuramente 2-3 squadre che verso gennaio non pagheranno più stipendi, prenderanno, sì sarà così, questo campionato verrà fatto in questo modo, cominceranno a prendere 1-2 punti di presentazione al colpo, quindi non è impossibile salvarsi in questo campionato, sia perché ci sono 5-6 squadre che sono all'altezza del Pordenone, e sia perché ci saranno altre 2-3 squadre che avranno difficoltà economiche e prenderanno sicuramente, c'è già il Mantova che ha meno 3, sì, pronti via, quindi figurati durante l'anno cosa succederà. Volevo chiedere invece Giovanni, semplicemente, l'avvocato Mazzarella, sei d'accordo di questa ristrutturazione del campionato come la vecchia Serie C per far ripartire il calcio italiano? Io nel 78 mi sono laureato sul diritto del lavoro, sulla posizione giuridica del calciatore, sostenendo che andava fatto un campionato di A e 2 di B, come in tutto il resto del mondo, e sostenendo che il calciatore doveva avere una figura autonoma, non di dipendente, anche perché le squadre, se sei dipendente, devono pagare i contributi e pagano quindi un 80% sopra, ma di lavoro autonomo. E dicevo addirittura di fare 1 di A e 2 di B, fine. Quando hanno inventato appunto la C2 nel 77-78, ho detto è un grande carrozzone voluto da Campana per avere più associati nel sindacato, e così è stato. Ci sono voluti 30 anni per cercare di smontare questo carrozzone. E anche perché io ai tempi, ma anche adesso negli ultimi recenti, poi ancora peggio, quando tu hai 50, adesso sono 60 squadre, andava fatto a 18 squadre secondo me, non a 20. Hai 54 piazze di professionisti, più la Serie B che ne ha altre 22, più la Serie A che ne ha altre 20, penso che più di 100 piazze professionistiche l'Italia allora e oggi ancora peggio non può sopportarle. È un fenomeno unico al mondo, esistono A e B, prima o seconda lega in tutto il mondo. Noi avevamo addirittura Serie A, Serie B, C1, C2, era veramente una cosa che non aveva senso. Anche perché, se non ricordo male, fino all'86 la C era considerata semiprofessionista, poi fu commissariata. A quei tempi era A, B e 13 sì, professionisti. E la Serie D c'era il semiprofessionismo, sì, che forse era l'unica cosa buona che c'era nel calcio, l'hanno levato come al solito. Nel 59, no? Se non ricordo male, è nata quella... No, sì, ma poi è rimasto il semiprofessionismo fino al 77-78, sì. Che poi hanno messo la serie interregionale dilettanti e la C2 l'hanno messa professionista, sbagliando, perché secondo me Serie A, B e C era già tanto. Ecco, quindi penso che proprio è un carrozzone, come sono contrario nei settori giovanili. Quando giocavo io in Friuli c'erano 16 squadre di allievi regionali e allora facevi qualità. Adesso, siccome si vogliono fare i tesseramenti, incassare soldi, ci sono problemi politici sotto, eccetera, è diventata una barzelletta. Ci sono non so quanti... Ma io non so chi dirige il calcio, io ancora devo capire chi dirige e chi fa questa cosa. Calli la Lega Pro, mi sembra, no? Ma no, in qualsiasi lega ci sono degli stupidi. Perché
No, sono gli stupidi. Come si fa a fare 82 gironi di allievi e giocare non sulla qualità? Il campionato allievi regionale deve essere 16 squadre, le più brave, basta, le altre faranno altre cose. Detto questo, Cleofa, facciamo... apro la parentesi, sì, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Doveva essere per 15 anni o per 10 Rivera, gli altri 10 Mazzola, fine. La solita staffetta come Vaccarelli. E invece no? politici, gente che è là dentro la federazione da anni, ma cosa stanno facendo? Cleofa, Cosa stanno facendo? Lega Pro, no? Questo carrozzone, come diceva Maurizio, con questo spezzatino che comincia da venerdì, sabato, questa poi la barzelletta, sì, cioè il calcio ormai è in mano alle televisioni. Il bello è che non è neanche una televisione perché è un sito web, SportTube, se volete vederla, se vi collegate a sporttube.tv e vedete tutte le partite che si giocano oggi pomeriggio, scegliete quella che volete. Come possiamo pensare al campionato di quest'anno, Cleofa? Cioè le squadre più favorite, il Pordenone... Ok, ritorno un momento sulla questione che Maurizio. Mazzarella. Ecco, allora, 60 squadre sono troppe. Secondo me, per i budget e per i soldi che circolano ormai nel calcio, 40 squadre, dovevano fare 2 gironi. Cioè, abbiamo esagerato tutto. Dovevano allargare ancora di più la Serie D per cercare di fare un dilettantismo almeno con un po' di qualità di qualche giovane. Invece abbiamo allargato i professionisti sperando che giocano i giovani, perché sennò le società non ce la fanno arrivare fino alla fine, hanno dei contributi importanti da parte della federazione, quindi vediamo tanti ragazzi buttati lì sul campo sperando di acquisire soldi dalla federazione. Cioè, questo è un calcio minore, non è il calcio di 20 anni fa dove c'era un calcio tecnico perché c'era qualità in campo e quindi andiamo a vedere le partite e ci addormentiamo qualche volta perché sono partite certe che finiscono 0-0 e dopo tante volte ci si parla e si dice oggi se tutti stavano a casa era meglio, perché quando manca la qualità, ma in tutti i sport, lo vediamo anche in altri sport che stiamo andando verso il basso, e apriamo le porte, tutti possono entrare, è chiaro che si abbassa la qualità a livello inverosimile. Quello che parlava dei settori giovanili, cioè tutti giocano a calcio, io vorrei vedere nei vari sport, che io penso tipo il tennis, tipo il nuoto, si entra naturalmente chi ha la possibilità, ma è giusto che sia così lo sport. Non dobbiamo essere obbligati a far giocare tutti, se no dopo viene fuori la polemica che abbiamo letto questa mattina sui giornali dei ragazzi del Pordenone, che c'erano dei ragazzi parcheggiati lì, la società del Pordenone dopo aver fatto delle verifiche ha trovato altri ragazzi da poter mettere dentro, gli ha detto ragazzi siete in più, andatevene a casa, e questi non hanno nemmeno la possibilità di andare a giocare con altre società perché la federazione deve ricomporre tutti questi cartellini, rifarli, dare la possibilità di svincolarsi, cioè è il marasma e la volontà è di cassa e televisioni, ormai il calcio è l'ennesima occasione persa, insomma. Sì, ormai il calcio è televisione e cassa. Io purtroppo la penso da 1 anno e mezzo a sta parte, anche che diverse società mi hanno chiesto di rientrare di nuovo come direttore sportivo, anche qualche squadra importante, di far come sai, cioè o devi entrare dentro e farti fuori il cervello, perché dentro queste società non puoi far calcio, devi guardare i fuoriquota, devi guardare le casse, cioè uno dovrebbe andare a fare il direttore sportivo per essere giocatore di calcio, quando bisogna sedere per far nulla, questo è il calcio. Benissimo, in tutta Italia. Allora, tra 5 minuti più o meno comincia invece la Serie D, perché noi Serie D seguiamo tutti quest'anno, eccellenza e le 2 giorni di promozione. Serie D e naturalmente abbiamo i nostri inviati che non so chi sia questa volta. Grande pareggio. Però in questo Più che altro momento se l'è mangiata. Maurizio, Omar, descrivete l'azione. Possiamo dire che fosse nemmeno Callone avrebbe sbagliato. A parte questo, Egidio. com'è stata l'azione? Com'è stata l'azione? cross dalla destra, libero davanti al portiere. esatto, ha fatto un taglio l'esterno sinistro del Venezia che sta pressando, ha preso una traversa, anche ecco, adesso sta cominciando a pressare, abbiamo visto il Pordenone un po' in difficoltà negli ultimi Certo. 10 minuti. Vabbè, ci Però sta la reazione del Venezia. è il Venezia, giustamente, esatto. quindi Ricordiamo che siamo più o meno al 25. Pordenone no? fino adesso a me non dispiace. 27. Comunque il Pordenone è sempre 1-0 sull'Unione Venezia. Gemma. Sì, non so
tu non sai chi sono gli inviati, lo so neanch'io, perché nel senso sono tutti un po' impegnati oggi, essendo la prima per tutti, no? Sì. Adesso io ho un inviato, però prima volevo leggere un messaggio, perché c'è l'opportunità appunto di scriverci non solo per il gioco, ma anche per, non so, fare un saluto, qualunque cosa. È arrivato un messaggio che non si firma, ma dice: Federica, sei dolcissima e forza Pordenone. Grazie. Grazie. Si comincia qua, benissimo. E poi un altro messaggio che invece è di un nostro amico, possiamo mai definirlo, no? Sì. Dice: ciao a tutti da Daniel di San Vito al Tagliamento. Sì. Non vedevo l'ora che iniziasse l'altra domenica, perché siete molto simpatici. Sì, perché sperava ci fosse Eleonora. Io non è il fan di Eleonora. Lui. Sì, esatto, Daniel è il fan di Eleonora. Ecco, poi dice un grande saluto al DS Cleofa, Gemma e il mitico GP. Grazie. Non capisco Grazie, perché Daniel. tu mitico e lui vabbè. grande e io niente. Scusa, guardami, se non sono mitico io. Va bene, allora. Comunque al telefono Sì? c'è il qualcuno. nostro Maurizio Mazzon per Union Arzignano Fontana Fredda. Benissimo, allora, grandissimo Maurizio, buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti voi. Maurizio, allora, nonostante io che portavo gramma, voi siete andati in Serie D, ti ricordi l'anno scorso, e si comincia la Serie D con l'Arzignano, con l'Unione Arzignano. Com'è questa partita per il Fontana Fredda? Sicuramente molto difficile, perché lo abbiamo già visti in Coppa, sono una squadra sicuramente competitiva, nonostante siano ne promossi anche loro, insomma. E poi quest'anno per noi tutte le partite saranno sicuramente con un coefficiente di difficoltà superiore a quello dell'anno scorso. Certo. Come la vedi il campionato del Fontana Fredda, visto che siamo proprio prima della Guarda, prima io partita? ne parlavo proprio adesso con qualche altro nostro dirigente. L'importante è fare un campionato dignitoso, di non perdere mai, di non giocarci mai la faccia con cose strane, espulsioni, cose di questo genere, perché serve anche noi per la crescita, che stiamo crescendo anche con, ne parlavamo anche l'altra volta con il settore giovanile, quindi stiamo crescendo in maniera decisiva. Certo, va bene, allora Maurizio, intanto ti ringrazio per questo primo collegamento. Noi ci collegheremo ovviamente con te ad Arzignano in occasione di eventuali gol o cose particolari. Grazie mille. Non so, devo mandarvi qualche messaggio quando segniamo, devo chiamarvi, Sì. non so cosa devo fare. Sì, se ci mandi Quando un segniamo. messaggio Mi devo sottoprendere all'entusiasmo quando segniamo. Allora Maurizio, chiamaci tu in diretta e facciamo così che è ancora più facile, va bene? Va bene. Grazie ok. mille a Maurizio Mazzon. Stanno per cominciare appunto tutte le partite della prima giornata della Serie D, in questo caso il girone C, quello che riguarda le squadre del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. E abbiamo due personaggini, niente male, la vostra destra, perché voi guardate la televisione, che quest'estate ci hanno allietato con diverse sciocchezze. Tu perché guardi così Federica, insomma? No, niente così. No, perché già è arrivato un messaggio di dolcissima. Federica. Dolcissima. Dolcissimo. Perché è dolcissima. E quindi una canzone dolcissima. Sì, ce l'ho. Noi andiamo in tournée a Reggio Calabria fra pochi giorni. Sì. Quando? Aspetta, no, quando vai Quando via parte Federica? lei con le amiche. Dal 9 al 14. Da 9 al 14 Anche avete noi. 5 date a Reggio Dall'8, Calabria, ma guarda che dall'8 al strano. 15 noi perché È partiamo il incredibile. giorno prima e prepariamo tutto. Queste coincidenze. Ma soprattutto sulla Salerno, Reggio Calabria. Sì, sulla Salerno, Reggio Calabria. A lavare i vetri. Alla Varese? Lavoro come un altro, sì? ho capito. Allora, Quindi Sei pronto? quindi un brano dolcissimo dedicato a Federica, che attento perché deve anche riguardare il fatto che ha vinto la Miss, che è diventata Miss, no? È un mio E pezzo, deve anche riguardare il fatto che va in finale a Reggio Calabria. Quindi Reggio Calabria, attenzione, Mamma mia, oh, ma che complicato che è oggi. bella Reggio Calabria. Sei appena svegliato. Dove sono specialità tipiche tipo la cipolla, il salamino, il peperoncino, Aglio, aglio. Che romantico che sei. Vuoi cominciare o andiamo avanti molto? No, E l'introduzione. Ma guarda che finiamo alle 5, ma uffa. E non so perché quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, o resterà soltanto un'altra inutile occasione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ancora d'ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi, come
e non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti 1000 volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto e non me ne frega niente se non è successo ancora. Aspetterò quando è il momento e non sarà una volta sola, ma spero più che posso che non sia soltanto sesso. Finalmente mi presento, preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia, e se davvero prenderò il volo andrò a Reggio Calabria e non so se sarai tu davvero, forse sei solo un'illusione, però stasera mi rilasso, penso a te, scrivo una canzone dolce più che posso, come il mare, come il sesso. Finalmente mi presento, perché oggi sono io. Oggi sono io. Oggi sono io. Oggi sono io. Bravo Andrea Coloredo. Ho sentito Reggio Calabria, mi è sfuggito Federica. L'hai detta? L'ho detta. Porca miseria, perché ero di là in regia a parlare con Gemma e Enrico. Anche perché su Federica, sai, ci si può sbizzarrire. Famosa amica. Gemma! Dopo un bel momento romantico con questa canzone, anche te. Ho detto Ma non puoi. Noi abbiamo Federica che conosciamo di te, che è una nostra grandissima amica, no? No, Federica. sarà tua amica. Ah, sì. Guarda, se ci sta guardando, sei fulminata anche. Prego. Allora, volevo salutare la nostra bambolina, bella, Erika, che dice in bocca al lupo per oggi, se mi saluterai sarò felicissima. Grazie Erika, grazie anche Bacio dell'aperitivo anche di a ieri me, sera. che per me... Anch'io. Aspetta che devo salutare anche Andrea. Lui tutte deve salutarle. Vabbè. Solito Marpione. Ciao Erika, ci manchi tantissimo, ma tanto abbiamo Federica. Ecco, Bravo. quindi pensa Comunque- quando ci manchi, prego. No, lei è tanto carina, dice baci a me che per me è stata come una sorella. Quindi, grande Cleofa, mitico GP e sorella Gemma. Benissimo. Benissimo. Poi. Ci sta. Ah, scusami, ma devo ancora abituarmi a questo nuovo computer che mi hai portato quest'oggi e quindi ci vuole un attimo di tempo per... Questo è veloce, non puoi dire che è come l'anno No, scorso. sì, è veloce, però devi passare da un... Ecco. Allora, ciao GP, sono la Silvia Smaniotto. Gragnocca, ciao Silvia. E sono a casa di Andrea Cia per festeggiare il suo compleanno. Lo sappiamo. Auguri Andrea, auguri. Lo sappiamo, ma c'è una sorpresa infatti più tardi. Ah, la torta? Per loro. C'è una sorpresa. No, gli arriva un drone sopra e gli lancia qualcosa in casa. Dai. Poi, potresti riferire a Lollo e Andrea che il tiramisù è buonissimo e anche finito? Un Andate bacio a quel paese. Ecco, è andato a quel paese benissimo. Una bella domenica pomeriggio, poi... No, e poi c'è la pubblicità. No, perché- poi adesso vediamo un attimo, siccome sono cominciate le partite di Serie D, vediamo la schermata con la Serie D e quindi le partite che sono appena cominciate sui campi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Eccola qui, Unione Arzignano contro Fontana Fredda, Belluno Mori Santo Stefano, Bianco Scudati Padova, Union Pro Bianco Scudati Padova, in realtà il Padova, ma si chiama Bianco Scudati quest'anno, Clodiense Montebelluna, Drola Fenadora, Giorgione Tamai, Legnago Alto Vicentino e l'Unione del Marano, e insieme al Trissino Valdagno, e il presidente dalle Rive ha preso il Trissino Valdagno e ha unificato il tutto. Mezza Corona Triestina e Sacilese Crassere Pen, che dopo la pubblicità avremo sicuramente non uno ma due inviati, una partita molto importante per la Sacilese, ovvero sia il nostro Riccardo Riem e il grande Pier Antonio Stella. Dunque c'è la pubblicità, sono poco più di 3 minuti, un po' meno dell'anno scorso, quindi rimanete lì, confermiamo il risultato, Pordenone 1, Venezia 0, ci vediamo tra più o meno 3 minuti e mezzo. A tra poco.
Un nuovo spazio dove la donna è al centro dell'attenzione. Miotto Donna, per tutte le donne. Romantiche, dinamiche, colorate, allegre, classiche. Miotto Donna, il nuovo negozio. Solo per te, donna. Miotto Donna, Azzano Decimo. È arrivato il momento. I fotografi sono pronti. La nuova Miss è... Se i sogni esistono, i sogni esistono per tutti. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. Questa volta sono 5 appuntamenti immancabili. Oktoberfest, la cerveseria, da giovedì 18 a lunedì 22 settembre, ogni sera sotto un grande tendone, il menù in vero stile bavarese, 5 serate con 5 concerti diversi e anche un piatto speciale per tutti i vegani. Domenica 21 settembre, Oktoberfest sarà aperta dalle 12. La cerveseria, dal 18 al 22 settembre, ritorna Oktoberfest, Viale Madonna di Rosa, San Vito al Tagliamento. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Per un momento unico, importante, la perfezione e lo stile nel tuo total look. Paolo Miotto, stile italiano. L'uomo, la cerimonia, gli invitati. Per la tua occasione importante, tante proposte, tante idee eleganti, originali, dinamiche. L'uomo e la cerimonia. Per tutti gli invitati, un'occasione unica per scoprire la più bella moda uomo. Il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. E allora eccoci rientrati nello studio dell'altra domenica. La Elena Mauro ci ha lasciato, no sto scherzando, io credo di sapere anche, di immaginare, visto vedo una porta chiusa, penso di immaginare dove sia. Allora, eccola che sta arrivando, bella come il sole. 1-0 ancora a Pordenone e Venezia, mentre sui campi della Serie D, partite cominciate, sono tutti 0-0. Almeno, prego Elena, accomodati, sai che siamo come in famiglia. Allora, noi stiamo seguendo 2 siti di aggiornamenti, allora io vorrei vedere se ci riusciamo a collegare con Sacile, o Riccardo Riem o Pierantonio Stella. Ecco, Bianco Scudati già in vantaggio, cari amici, Cleo avevi ragione, per quanto riguarda la Serie D. Il Padova, quest'anno si chiamano Bianchi Scudati Padova, no? Però in realtà il Padova è già in vantaggio e la rete è stata fatta proprio appena cominciata la partita 1-0. Per il resto è tutto 0-0. Cosa sta succedendo? Abbiamo un inviato, no? Hai chiesto il collegamento è arrivato. C'è Pierantonio Stella per Sacile Crastrepen. Benissimo, buon pomeriggio Pierantonio, è sempre un piacere avere voi amici della Sacilese qua con noi. Pronto? Pierantonio, ci sei? Ci senti? Chiedo scusa, vi sento un po' bassi perché qui oggi ci sono gli ultras che, come sentite forse in sottofondo, fanno un particolare chiasso. Beh, va bene così, no? Sì, va bene, un po' di colore qui a Sacile. Ovviamente si ricomincia, caro Giovanni, un saluto a te, un saluto a tutti i tuoi collaboratori, i tuoi ospiti.
Cosa dire, si parte questa prima giornata qui il 25 aprile di Sacile, esordio casalingo per la Sacilese, una Sacilese che appunto affronta la neopromossa Cras, una Sacilese che affronta questa partita in grande emergenza. Adesso in diretta vi seguo, il Cras si è reso pericoloso con un tiro della distanza Di Maio che l'ottimo Favaro ha deviato sopra la traversa. Dicevo, una Sacilese che si presenta a questo debutto casalingo in campionato in grande emergenza in difesa, tant'è che Gironelli per coprire il suo terzetto difensivo ha dovuto arretrare un centrocampista, Craviari, a fianco ai due giovani Peressino e Manolà, vista l'infortunio di Grasso e le squalifiche di Baggio e Manucci. Per il resto la formazione annunciata con Beccia, Favrette, Federiva, Boscolo Papo, Spagnoli, Beccaro e Grion appunto a completare l'11 di partenza. Risponde il Cras con Budicin, Simeoni, Comez, Logar, Zvjanovic, Boskovic, Maio, Capalbo, Knežević, Ranić e Spetic. La partita qui è cominciata da circa un quarto d'ora, il risultato è ancora fermo sullo 0-0 e la prima occasione degna di nota l'abbiamo avuto modo di seguirla in diretta, appunto questo tiro alla distanza Di Maio. Benissimo, grazie. Grazie a Pierantonio, naturalmente ci collegheremo nel momento in cui dovesse cambiare il risultato, lo schema ovviamente rimane quello dell'anno scorso. Grazie ancora agli amici di Sacile, se vedi Riccardo Rie magari digli che ogni tanto potremo anche sentirci, visto che sarebbe dovuto essere lui lì insieme a te a seguire la partita. Grazie a Pierantonio. Allora, i nostri esperti del calcio, è cominciata la Serie D, allora raccontateci qualcosa sulla Serie D di quest'anno. La Serie D di quest'anno ci sono di solito due squadre, sarà il Padova e il Marano. Bianco scudati. C'era il terzo, il Porto Tolle, no, per me il Padova se gioca allo stadio è il Padova. Benissimo. E anche perché col Padova ho sempre vinto. Posso parlare del Padova? Mi hanno assediato negli spogliatoi. La Sacilese cosa può fare quest'anno? La Sacilese non ha punte, mi sembra di aver capito. Giocano a calcio, giocano un bel calcio, ma con i 3 punti, se non hai 2 punte che ti assicurano 30-35 gol in 2, il campionato non lo vinci. Quindi per il vertice io un minuto di recupero a Pordenone intanto, a parte che sarà già finita intanto. No, ma io dico che dipende molto dalle quelle 2 super favorite, ma l'anno scorso la Sacilese è partita dopo, fosse partita così all'inizio avrebbe giocato con le altre 2 fino alla fine. Bisogna vedere, quest'anno Gironelli ce l'ha dall'inizio la squadra, bisogna vedere anche i giovani davanti che ha, se fanno qualche gol in più anche i centrocampisti. È una terza incomoda. Terza incomoda. E dopo, come diceva Maurizio, bisogna vedere anche a metà campionato chi acquista, chi prende punti di penalizzazione. Tu che sei tutto, Cleofa, raccontaci come funziona quest'anno, playoff, playout, tutta quelle cose assurde che riescono a inventarsi nel calcio italiano. Allora, qua nella Lega Pro... No, parliamo della Serie D. Della Serie D funziona come l'anno scorso, quindi un bel casotto. Beh, l'anno scorso però non valevano niente i playoff, mi sembra, invece quest'anno i playoff dovrebbero valere. Visto che hanno unificato la Lega Pro. Attenzione. Sì. No. Attenzione. Sentiamo. Allora, retrocedono dalla Lega Pro 8. Sì. 4 più 4. Bene. I gironi della Serie D quanti sono? 8. Bene. In posto 1. Non ce n'è. Benissimo. Quindi finita teoria... Pordenone, intanto scusami, 1-0 per il Pordenone sull'Unione Venezia a fine del primo tempo. Prego. Quindi se vanno giù 8 dalla Serie C, dalla Lega Pro, e vanno su le prime 8 di ogni girone, in teoria posto non ce n'è. Dopo bisogna vedere chi salta per aria, chi fallisce, ripescaggi e quanto più che posso. Maurizio, tu che sei anche avvocato, no? Quindi sai di leggi, a parte di regolamenti di calcio, raccontami questa farsa del ripescaggio del Vicenza in Serie B. Il Pisa non è andato all'ultimo momento perché non aveva i fari e il Novara gli hanno cambiato il regolamento per non farlo rientrare in Serie B. Cioè, raccontaci... È una cosa allucinante. Ecco, sì, per quello è divertente anche per il pubblico a casa che non segue magari il calcio, capire come è organizzato il calcio, che è abbastanza una cosa... Ma nessuno riesce a capirlo più. Benissimo, se non lo capisci tu che... quella che doveva venire su era il Novara. Quindi non doveva retrocedere più che venire su, sì, no? Ecco, doveva restare là perché aveva sia la società
dal punto di vista economico solida, sia lo stadio, aveva giocato in Serie A 2 anni fa, quindi non c'erano problemi. In subordine, diciamo, parliamo in termini giuridici, era il Pisa, perché il Vicenza mi risulta che abbia circa 16 milioni di euro di debiti, milione più, milione. Sì, tanto sciocchezzine. Quindi non riesco a capire come Oddio, il Vicenza ha una grande tradizione di calcio, per l'amor di Dio. Forse il fatto che ci sono, c'è Bassano, Real Vicenza, Vicenza, tre squadre. 4. Giorgione. No, ma dico in Serie Lega Pro, C, Lega Pro. sì. Chissà, non riesco a capire perché doveva salire il Pisa. Tu non fai salire una squadra in B per i fari dello stadio. Per dello stadio. Per il sulla Gazzetta ho letto che non avevano abbastanza luce. Gioca le prime partite nello stadio del Livorno e in un mese sistemano lo stadio. Non è che Costantino Rozzi con la sua azienda a Lecce ha fatto uno stadio da 50.000 posti in 50 giorni. Non so io cosa ci voleva. 30 giorni per sistemare lo stadio del Pisa. Sono 4 fari, no? No, allora io dico, è l'unica squadra che è stata penalizzata negli ultimi 2 anni per mancati rimborsi e per altre cose. Io non so, è un paese veramente che chi è inquisito o chi lascia debiti ha la possibilità di ritornare in qua. Secondo me hanno fatto solo per salvare il Vicenza, perché sennò il Vicenza era sull'orlo del baratro. E quindi sono cose che al di fuori del calcio bisogna essere là negli uffici con le microspie per capirci. Certo. Gemma. Sì, GP abbiamo Claudio Schiavo per Oltre Torre. Benissimo, allora andiamo anche, scendiamo ancora di una categoria perché le seguiamo tutte. E allora il Torre che dopo la grande galoppata dell'anno scorso contro il Cordenons arriva appunto nell'eccellenza. Claudio, ci sei? Sì. Allora, raccontaci come... Buongiorno Claudio, diamoci del tu. Sì. Allora, raccontaci Claudio come il Torre affronta questa nuova avventura, insomma, no? Affronta con entusiasmo sicuramente, perché per noi è la prima volta, quindi affrontiamo la categoria con entusiasmo e speriamo di affrontare in migliori modi. Oggi ci aspetta il primo test da capire la categoria e dopo, fra un mesetto, ti potrò dire come la affronteremo per tutto il proseguo dell'anno. Per noi è la prima partita, quindi ci metteremo tutto l'entusiasmo, la voglia e l'attenzione per far bene. Dopo vedremo più avanti, quando incontreremo le corazzate, come andrà la categoria. Ecco, visto che io so che tu sai molto di calcio, quali sono le corazzate di quest'anno dell'eccellenza? Le corazzate sicuramente il Chions, Monfalcone. Sicuramente queste 2 squadre saranno su tutte, e Charlins lo vedo un attimo dietro assieme al Cordenons, però secondo me Chions e Monfalcone sono le 2 squadre che faranno campionato a sé. Certo, benissimo, intanto ti ringrazio Claudio per questo primo collegamento. Grazie a voi. Noi ci sentiamo nel corso della partita per i vari aggiornamenti, ricordiamo che l'eccellenza... Saluto, grazie Claudio, volevo dire, ricordiamo che quest'anno l'eccellenza, scusatemi, questa domenica comincia alle 16. Adesso io voglio parlare di cultura, ma con la cultura con la K maiuscola, chiedendo a Elena di che paese, di che località è la squadra OL3 dove oggi si trova il Torre a giocare. Allora, è in Friuli Venezia Giulia? Sì. Non è tanto lontano da qua? Non è tanto lontano da qua. OL3. OL3 si chiama, oggi c'è OL3 Faedis, scusami, Torre, Faedis. Porca miseria, mi sono sbagliato. Ed è una succursale dell'Udinese più o meno, l'OL3. Sì. Creo fa. Il settore giovanile. Il settore giovanile, sì. Sì o no? Sì. Mi sono informato. Si chiama Oltre, perché è tutto di Faedis e sono 3 frazioni. Oltre. E raccontaci allora, come vedi, questa non lo so neanche io, lui sa sempre tutto. No. Allora, Oltre, no? Perché All è 3. Allora, Mister Sonego, che voi conoscete, sì, ha giocato lì anni fa, e mi ricordo per motivi di studio che era a Gemona, è andato lì a giocare un campionato in prima categoria e quell'anno l'hanno unificato delle 3 frazioni, sì, Faedis, Oltre, dopo un altro, adesso non mi ricordo, e il settore giovanile si sono appoggiati a Udine. E magari se ci fosse stata qua la Leonora Mazzari ci avrebbe raccontato qualcosa. Gemma! Sì,
Sì, abbiamo un inviato che ci ha chiamato, però prima volevo salutare anche la nostra amica Ilenia, che dice ciao, complimenti all'ospite canterino, molto bravo. Perché ancora non ha sentito Loris Britti cantare. Sì, no, ma guarda, Ilenia, io divento geloso. Aspetta, dice bacio a Gemma e a GP, quindi il bacio è per noi. Sì, no, ma già che comincia, complimenti a Coloredo. Ilenia, guarda che io sono geloso, non puoi fare... Sì, non di te Ilenia, di Coloredo sono geloso ovviamente, quindi ecco. i dubbi, discorsi. Poi dice auguri per la nuova stagione, forza Fontana Fredda da Ile, e a proposito di Fontana Fredda, guarda caso c'è Maurizio Mazzon. Benissimo, allora vediamo cosa succede ad Arzignano per Unione Arzignano Fontana Fredda. Pronto Maurizio? La chiamata che non avrei mai voluto fare. Ha segnato l'Arzignano. Una percussione sulla destra del laterale sinistro dell'11, ha messo in mezzo per Trinchieri che di piatto l'ha messo al secondo palo, per bel gol anche, veramente. Maurizio, ma questi primi minuti c'è una prevalenza? No, ma avevamo gestito anche bene, avevamo avuto una palla gol clamorosa con De Martin, che il portiere suo si era disimpegnato in maniera egregia, avevano avuto una palla gol anche loro, una partita abbastanza bella, due squadre che si sorteggiano a viso aperto e alla prima sbavatura che abbiamo fatto abbiamo preso gol. Beh, comunque diciamo che c'è abbastanza tempo per recuperare, Maurizio. Sì, sicuramente sì, speriamo di sì. No, no, ma poi l'importante appunto è che non ci sia una predominanza territoriale dell'Arzignano come hai raccontato i primi minuti, quindi può essere stato un momento così di... No? Sì, boh, adesso un po' sì, perché magari noi abbiamo subito un po' il contraccolpo, adesso l'Arzignano sta un attimo premendo sull'acceleratore, ma insomma adesso speriamo di riprenderci quanto prima, insomma, ecco. Bene, allora naturalmente un in bocca al lupo per i nostri amici di Fontana Fredda, grazie a Michele, come al solito se c'è qualche cambiamento ci fai un fischio. Grazie ancora. Grazie. Quindi il secondo purtroppo per noi friulani, il secondo risultato che cambia a nostro sfavore, perché appunto come ci diceva Maurizio, chissà perché mi viene Michele in testa, Unione Arzignano è andata in vantaggio su Fontana Fredda. Ricordiamo l'altro risultato cambiato in Serie D, il Padova, bianco scudati Padova contro l'Union Pro è 1-0. Prego. Sì, e sono arrivati altri messaggi. Sto ridendo perché uno dice ciao, il vostro è un bel programma, molto interessante, saluti ai commentatori eccellenti, e poi aspetta, Alberto ti amo by Zorana. Adesso. No, guarda il prefisso. Se arriva dalla Serbia, se il prefisso è... mi chiamo Andrea. No, Alberto Commisso. Parlava di Commisso. Zorana è la nuova fidanzata di Commisso. Sì. Allora... che mi chiamo Andrea. Ah, va bene, insiste. Hai visto il prefisso del numero? Sì, ma no. E allora cosa dici sì? È un telefono normale, un normale cellulare, non ha Il prefissi prefisso è strani. più 39, più 40, più 37? Sì, più 3, Cosa? Sì! Più cosa? Più sì. Senti, mi dici qual è lo spread, per curiosità? Cos'è? Più 3,8? Sì. Quindi ci scrive effettivamente dalla Serbia. Lombardia? No, dalla Serbia. Perché 0038, 0040, 0039, che è l'Italia, e boh. Prego! Insomma, un messaggio che non è di parte, dai. Poi un altro messaggio, Federica sei bellissima e chi ti conosce sa che sei una persona intelligente e sensibile, sei semplicemente adorabile. Beh, se questo è il papà... Guarda all'alto. Papà, hai un fidanzato? Sì. Fidanzato. Sei fidanzato, secondo me. Che si chiama, scusa? Riccardo. Che salutiamo. Sì. Ciao Riccardo. Ecco Riccardo, vedi di lasciarla presto perché insomma Federica ha tanti ammiratori da queste parti, uno è seduto alla sua sinistra in questo momento. Non va a Reggio Calabria, vero? Non so, chiedi Federica. Riccardo viene a Reggio Calabria? No. Va Benissimo, quindi sarà accompagnata da, guarda che due alfieri. Mi divertirò. Benissimo Riccardo, è una bella domenica. Buon anno. Invece Elena ha il fidanzato? No, non viene, ha detto che si diverte. No? No, Single. lungo. Perché no? Perché no? Beh, vieni a sederti qua. Sei vicino. Giuliano, non ti abbiamo ancora sentito, scusaci, perché in questo gioco di trasmissioni. Tu che sei sempre stato un dirigente sportivo ad altissimi livelli, hai sentito prima commentare da Maurizio e da Cleofa tutto questo ambaradan della Lega Pro, della Serie D, dei playoff. Cosa ne pensa un dirigente sportivo con le palle come eri tu? Ma non è un mistero, il fatto stesso che io fin da quando hanno proposto Tavecchio, io l'ho sempre definito Ta Linetta Vecchio, Ta Linetta Vecchio. È chiaro che
noi in campo internazionale da tempo ormai contiamo niente, perché dopo Franchi non abbiamo avuto più la possibilità di essere ben rappresentati. Perché? Per questo motivo. E questi geniali, proprio geni incompresi, dei dirigenti del calcio, si inventano Tavecchio, che è ancora peggio, perché pensare come si presenta in campo internazionale, tutte le gaffe che ha fatto, perché non è che sia questo, è inadeguato, e siccome il calcio fra tutti gli sport è fatto da grande mediocrità, è chiaro che la mediocrità rappresenta chi? Dei mediocri, perché sicuramente è così, perché basta fare un confronto con gli altri sport, sicuramente guardiamo la media delle capacità, della cultura. Il basket è difficile, perché il basket è l'ultimo come minimo è laureato. Gli stessi coach sono persone le quali innanzitutto hanno un altro tipo di organizzazione, che mentre nel calcio l'organizzazione non è tanto fatta dall'allenatore o da chi, ma è fatta da un insieme di situazioni che devono un po' guardare quello che è in quel momento la situazione. Ho detto bene giustamente, ma come si fa? Siamo ghettizzati, come fanno a essere centinaia di squadre? Io ricordo, sono stato tra l'altro in gioventù anche arbitro, e quindi ne so qualcosa. Innanzitutto il calcio professionistico è assolutamente, ritengo che sia assolutamente non credibile, proprio il calcio è lo sport meno credibile che ci sia. Questo non voglio scendere in particolare perché ne avrei tante da dire anche veramente, però comunque... Tanto abbiamo l'avvocato che ci difende. Sì, no, ma ci mancherebbe altro. Ha nominato io ho capitato anche tra l'altro con un mistero, io per tre legislazioni regionali ero quello, diciamo così, come CONI, ero quello che facevo parte dei comitati, delle commissioni che davano i contributi, quindi ne so qualcosa. Cosa sono le società, in che condizioni si trovano, in che condizioni si trovavano, in che condizioni poi si sono trovate, perché tante si trovano, tante si troveranno, tanto sappiamo la fine che hanno fatto. Quindi questo, però è il fatto stesso che appunto il calcio è quella situazione facile da gestire, così nel senso globale, quindi anche facile anche da rappresentare, quindi come dico, no? Quindi basta vedere che un certo momento, nonostante io sono milanista, questo non vuol dire niente. Beh, insomma, abbastanza. Sì, appunto. In questo momento. Sì, ma al di là di questo, no? Se pensate bene che io sono stato operatore economico, cioè ho diretto delle aziende, io ho conosciuto Berlusconi quando era un industriale, quando era insomma Quando faceva l'imprenditore, non il politico. Un imprenditore quel che era, no? L'ho conosciuto proprio allora. Però è diventato primo ministro con che cosa? Col calcio. È stato fare il presidente della società di calcio che è arrivato a questo. Quindi da questo dimostra che cosa? Dimostra che ma non soltanto, c'è un fatto anche che non so, basta ricordarsi. Napoli ha sempre avuto grandissimi problemi, li ha tuttora, vero? L'unico momento in cui non ha avuto mai problemi è quando ha comprato Maradona, spendendo 10 miliardi allora, se vi ricordate, no? Giusto? Per almeno 10 anni, più o meno, Napoli non ha avuto mai nessun problema. Fognature, cose, nessuno, perché tutti quanti bastava avere Maradona. Ecco, basta questo per pensare. È un veicolo micidiale, ecco, esatto. In Italia. Ecco, io provo precisamente, mi fa piacere anche dell'affermazione che ha fatto l'avvocato, che ha fatto anche una tesi, da lì capisci anche che si è trovato a studiare veramente l'ambiente, ha detto le cose giustissime per me, però ciò non toglie che il calcio è anche un ammortizzatore sociale. Aspetta che abbiamo un collegamento, poi chiediamo di Lottito. Gemma. Ecco, tutto questo, c'è no? Pier Antonio Stella per la Sacilese. Perfetto, Pier Antonio, scusaci allora, cosa è successo? Sì, Giovanni, solo per dirvi, insomma, Sacilese in vantaggio al 28esimo del primo tempo con un grandissimo gol di Marco Federiva, un destro di prima intenzione raccogliendo uno spiovente da sinistra, circa dal vertice destro dell'area di rigore, che non ha lasciato scampo al portiere del Cras proprio sul suo palo.
per cui un gol a sorpresa di questo ragazzo del 93 che rientrava alla Sacilese quest'estate, ma che avrebbe dovuto, secondo almeno le intenzioni, poi trovare un'altra sistemazione. Invece si sta guadagnando veramente il posto qui da titolare, no? E ancor più oggi dopo questo splendido gol che per ora sta permettendo alla Sacilese di condurre 1-0 il derby regionale con il Cras. Benissimo, grazie per Antonio, e sempre forza Sacilese, non me ne vogliono gli amici, non so perché poi c'è questo astio tra Pordenone e Sacile. Io sai che sono assolutamente per la Sacilese, anche dopo aver conosciuto quella splendida famiglia che appunto che è proprietaria della squadra. Prego Gemma. Sono arrivati altri messaggi a questo fantastico computer elettronico. Allora, buona stagione sportiva Alessio e Antonio del Pedalò. Sì, che saranno prossimi ospiti naturalmente qua in studio con noi. Poi, ciao, sono Manuel Spagnotto. Aspetta, è quello che suonava i bonghi, la batteria? È quello che suona. Posso mandargli un bacio, allora? Un saluto a tutti, confermo che i dolci sono buoni. PS, Lollo, è vero che la TV ingrassa? Aspetta, non c'entro niente io. Non è il telefono. Ah no, ecco, aspetta. Ah, tutto? Ringraziamo anche lo sponsor, giustamente, no? Ringraziamo la pasticceria Diana, eccoci. Alla facciaccia vostra, alla facciaccia vostra. Noi abbiamo anche noi dei rifornimenti, ringraziamo anzi Luca Diana della pasticceria Diana di Pordenone, di Corso Garibaldi, che ci fornisce ogni domenica. Attenzione, è ricominciata la partita e l'Unione Venezia quasi pareggiava. Ricordiamo, stiamo seguendo per voi in diretta, in streaming, Pordenone Venezia 1-0 per il Pordenone, è ricominciato il secondo tempo. C'era la terza occasione da gol che il Venezia sempre da palla ferma e i difensori rimangono a guardare. Allora, ricapitoliamo la Serie D, quando siamo arrivati in Serie D più o meno al 34esimo minuto. Unione Arzignano Fontana Fredda 1-0, Belluno Mori Santo Stefano 0-0, Bianco Scudati Padova Union Pro 1-0. Indovinate che ha segnato del Padova, scusate amici, indovinate che ha segnato del Padova? Ferretti ovviamente. Ferretti che dal Marano è andato al Padova. L'anno scorso ricordiamo Ferretti testa a testa con Zubin, per un gol non ha raggiunto Zubin in Serie D come capoclassifica dei cannonieri. Poi Clodiense Montebelluna, Drola Fenadora, Giorgione Tamai, Legnago Alto Vicentino e Mezzocorona Triestina 0-0, e invece Sacilese Cras Repen 1-0. Voi state troppo ridacchiando. Federica, digli qualcosa per cortesia, visto che sei lì. No, non lo so. E allora una canzone sulla simpatia o sui dolci? O su Federica che ha detto che siete simpaticissimi? Sono simpaticissimi? Simpaticissimi. Cosa vuoi fare? Devo prenderlo in mano? Ma Loris, l'iPad! Ma specifica, no? Sono afono. Ecco, sei afono? Come si accende sta roba? Non so, la tecnologia io non la conosco. Ecco, 1, 2, 3, 5 e la password dell'iPad di Andrea Colloredo. Ricordatevi bene, se lo trovate 1, 2, 3, 5 la sua password. Allora, questa canzone la dedichiamo a Manuel Smagnotto. Perché? Perché ha detto che la TV ingrassa, è vero, io sono magro. Ma è vero, In realtà lui e Federica sono lì. Un trio. Federica chi? Siamo grossi uguali, intenderci. Tu dici che siete più o meno simili? Sì, e che, sì, ma perché? Capisci anche tu le battute però, Ma io sai che Non è sono che te le vecchio, dobbiamo dire io sono un volte, diesel, anzi vado ancora a carbone, no? No, ma infatti volevo dire, forse da casa non lo sanno, ma il 4 terzi applicato al 16 noni viene fuori perché a me me lo dicono, Sì. Va bene, Soprattutto è il grandangolo, perché noi che siamo ai lati è quello che tendiamo a fotte. essere più... Sì, è il grandangolo. E infatti lei che invece è più centrale è perfetta. È il grande centro. Voi invece... Quindi? Ci birre. Facciamo qualcosa. La mia banda suona il rock, resta l'occorrenza. Bene che da noi fare tutta un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. La musica che è speranza, la musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutta. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock. Chi l'ha visto e per chi non c'era, e chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera e non svegliatevi, non ancora e non fermatevi.
La mia banda suona rock e cambia faccia all'occorrenza. Quando il trasformismo è diventato un'esigenza, ci vedrete crinolini come brutte ballerine, ci vedrete danzare come giovani danzare, ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, ma lui ce l'avrà fatta, la musica è passata, è un rock bambino, soltanto un po' latino, senza passaporto, e noi dietro con il fiato corto, lui ti penetra nei muri, fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta, non svegliatevi, non ancora, e non fermateci, per favore no. Benissimo! Un applauso per i ragazzi, sto aggiornando. 0-1. Ci sono un sacco di aggiornamenti in Serie D e allora ve li stiamo per dare. Nel frattempo è arrivato un bellissimo messaggio che Gemma vuole leggere. Sì, allora, se un trans che non ha a che fare il calcio fate schifo. Lascia come l'ha scritto, leggi cosa significa. No, magari sarà un insegnante di italiano. Penso voglia dire, Sì. siete una trasmissione che non ha a che fare con il calcio, fate schifo. Beh, ma questo è il bello, no? Grazie! No, ma intanto noi leggiamo anche gli sms, questo non è un sms negativo. Voglio ricordarti che col digitale terrestre in Friuli si prendono 270 canali, in Veneto 300 erotti. Perché ti sei fermato da noi con tutte le trasmissioni che ci sono? Fatto bene. Sentivamo la sua mancanza? Ha visto Io Lollo. no, ha visto Lollo secondo me. O se no, vabbè. Comunque, il bello di tante televisioni è non ti va piacciamo bene che tu leggi un messaggio così dopo che ho cantato io, dopo che ha cantato lui, lei, che bravo, No, io adesso me ne vado. Va bene. Allora, prima di andare in pubblicità, aggiorniamo la Serie D, tanti risultati cambiati e anche qualcuno a favore delle nostre squadre. Allora, Unione Arzignano Fontana Fredda ancora 1-0, a Belluno Mori Santo Stefano 1-0, Bianco Scudati Union Pro 1-0, Clodiense Montebelluna 0-0, a Dro la Fenadora va in vantaggio, la Fenadora 1, Dro 0, a Castelfranco Veneto, il Tamai va in vantaggio, Tamai 1, Giorgione 0, Legnago Alto Vicentino 0-0, Mezzo Corona Triestina 0-0 e Sacilese Cras Repen 1-0. Quando siamo a 5 minuti più o meno, più tempo di recupero dalla fine del primo tempo di questa prima giornata del girone C della Serie D. Bene, allora c'è la pubblicità. Quanti minuti sono, Elena, di pubblicità? Secondo te a naso? Circa 3 minuti. Qualcosa in più. Ah, ok. E allora andiamo in pubblicità. Pubblicità. Bene, tra poco. Un nuovo spazio dove la donna è al centro dell'attenzione. Miotto Donna, per tutte le donne. Romantiche, dinamiche, colorate, allegre, classiche. Miotto Donna, il nuovo negozio. Solo per te, donna. Miotto Donna, Azzano Decimo. È arrivato il momento. I fotografi sono pronti. La nuova Miss è... Se i sogni esistono, i sogni esistono per tutti. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul.
Questa volta sono 5 appuntamenti immancabili. Oktoberfest, la cerveseria, da giovedì 18 a lunedì 22 settembre, ogni sera sotto un grande tendone, il menù in vero stile bavarese, 5 serate con 5 concerti diversi e anche un piatto speciale per tutti i vegani. Domenica 21 settembre, Oktoberfest sarà aperta dalle 12. La cerveseria, dal 18 al 22 settembre, ritorna Oktoberfest, Viale Madonna di Rosa, San Vito al Tagliamento. I fratelli Bozzetto, da oltre 20 anni, offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Per un momento unico, importante, la perfezione e lo stile nel tuo total look. Paolo Miotti, stile italiano. L'uomo, la cerimonia, gli invitati. Per la tua occasione importante, tante proposte, tante idee eleganti, originali, dinamiche. L'uomo e la cerimonia. Per tutti gli invitati, un'occasione unica per scoprire la più bella moda uomo. Il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. Ci siamo? Siamo rientrati, eccoci qua, subito ci colleghiamo con Arzignano, Gemma, vero? Sì, c'è Maurizio Mazzon per noi. Perché ci dà una bella notizia. Prego Maurizio. Sì, ha pareggiato Martini. Martini, quindi Fontana Fredda pareggia. Sì, un operatorio a colpo di testa su un cross perfetto di Tonizzo, tutto bello. Bene, ma a parte in precedenza c'era stato annullato un gol di Tonizzo per un fallo di mano e io sono anche lontano, vecchio e ci vedo sempre poco, quindi non posso dire no. Questo non è vero, perché ho avuto l'onore di averti ospite con me quest'estate. Tu sei tutto meno che vecchio, che ci vedi non lo so, ma io vecchio posso assicurare di no. Maurizio, ma nel frattempo, prima del pareggio, com'era la partita? Come sta giocando il Fontana Fredda? No, noi siamo sicuramente vivi, è chiaro che pecchiamo un po' di inesperienza, abbiamo qualche giocatore mani non ancora al massimo, però insomma eravamo vivi, lo dimostra anche il gol che ci è stato annullato, abbiamo avuto una palla gol con De Martin clamoroso che il portiere ha fatto un mezzo miracolo, siamo vivi, però è difficile, veramente difficile. Bene, grazie Maurizio, sta per finire il primo tempo, se non già finito, vero? È finito in questo momento. È finito, quindi confermiamo il primo tempo Unione Arzignano, Fontana Fredda 1-1. E da Arzignano voliamo a Sacile dove c'è Riccardo Rien perché c'è stato un rigore, mi sembra. Pronto Riccardo? Riccardo, ci senti? Pronti qua, ecco. Un buongiorno a tutti, un saluto a tutti i tuoi ospiti. Sì, arrivi con un 45 minuti di ritardo, ma non importa. Cosa è successo a Sacile? Beh, allora, a Sacile... la Sacilese intanto ti comunico è finito adesso in questo momento il primo tempo, sta vincendo 2-0. Sì, se ci dici il secondo gol che non sappiamo cosa è successo anche. No, c'è stato un calcio di rigore perché c'è il terzino del Crash Comel che ha fermato un tiro con il braccio e quindi l'arbitro ha decretato il rigore. Diciamo che la Sacilese dopo un quarto d'ora abbastanza tranquillo ha preso in mano le redini del gioco e meritatamente devo dire sta conducendo 2-0 una partita che al momento sembra che sia finita. Il Crash nonostante abbia qualche buon giocatore non sta tenendo bene il campo, devo dire la verità. Mi sorprende la Sacilese che con una squadra giovanissima tra l'altro, perché ha 8 giocatori dal 90 al 96, dovuto anche al fatto degli squalificati di Baggio e Manucci e dell'intanto Grazzolo sta giocando con una squadra molto giovane, però devo dire la verità stanno giocando molto molto bene e stanno meritando il risultato. Niente, per il momento stavo cercando il presidente Presotto per sentirlo a caldo per questa prima giornata, ma già è rientrato negli spogliatoi, quindi eventualmente al prossimo collegamento cercherò di intervistarlo e passartelo eventualmente. Va bene, grazie a Riccardo. Finiti i primi tempi in Serie D, allora ricapitoliamo i risultati dei primi tempi della prima giornata del girone C della Serie D, ovvero sia il girone
che riguarda le squadre friulane e venete. Unione Arzignano Fontanafredda 1-1, Belluno Mori Santo Stefano 1-0, Bianco Scudati Padova Union Pro 1-0, Clodiense Montebelluna 0-0, Dro La Fenadora Dro 1-0, a Castelfranco Veneto Tamai Giorgione 1-0, Legnago Alto Vicentino e Mezzo Corona Triestina 0-0 e come abbiamo sentito nel collegamento poco fa, a Sacile, la Sacilese è in vantaggio per 2-0 sulla neopromossa Cras-Repen, questo derby friul-giuliano, si può dire friul-giuliano, Monrupino, è nella Venezia Giulia? O è più sloveno? Cos'è là? Carsico. Diciamo Carsico, ma è Slovenia. Quasi sloveni, infatti la parlano anche abbastanza in sloveno, no? Loro proprio si definiscono carsolini, devi proprio dirgli carsolini. Mangiano sloveni. Quindi Elena, come si dice Sacilese Cras-Repen in carsolino? 2-0? Sacilese. O 2-0? Dva e Nietzsche. Come? Dva, Nietzsche. Ah, quindi 2-0. gli amici che Dva e Nietzsche, per quanto riguarda gli amici che si seguono da Monrupino. Si vede a Monrupino la televisione? In streaming sì, in segnale non lo so. No, perché so che abbiamo anche ripetitori. Sì, abbiamo Coconello, ma non so se arriva il segnale. Federica, ti piacciono i giocatori di calcio? Preferisco quelli di basket. Bene. Io giocavo a basket. Ma veramente? Io facevo la palla. Ecco, immaginavo. Come mai quelli sono più alti? Beh, ma anche nel calcio. Anche nel calcio ce ne sono di alti. Sì, ma... Messi. a me piace di più come sport il basket. Ti piace più il basket? Sì. Invece Elena adora il calcio. Ma lo seguo comunque, seguo più il calcio del basket. Sì. Comunque, soprattutto le squadre italiane o dell'Udinese così. A te piace l'Udinese più che altro, sì, credo. Sì, Spero, sì. anche perché sennò esci subito da questo studio, perché noi siamo democratici. Ma avrai una squadra di calcio? Mamma mia, Palo del Venezia. Forse è rigore qua? No. Non è rigore? Scusateci, è un'azione incredibile. Il secondo palo del Venezia. E poi questo fallo qua, secondo me, è la moviola, che sullo streaming non mi sembra che facciano le moviole, non fanno vedere, mi sembra moviola. Ogni tanto fanno vedere Ogni un tanto. replay solo. E comunque è andata di lusso, ecco, forse adesso, eccolo qua, vediamo, commenta. Una bella conclusione dai 16 metri, palo pieno. Questa è l'azione incriminata. E poi è stato fortunato il Pordenone perché venendo da sinistra di solito prende la parte interna del palo e va dentro. E invece è riuscito a prendere la parte proprio il centro esterno, o centro proprio pieno, e non è facile perché di solito da quella zona batte sull'interno appena da questa parte vengo. Quindi è di buon auspicio 4 palle gol per il Venezia, di cui 2 pali, no? Sì. Una traversa e un palo, e comunque il Pordenone tiene botta, sì. Anche se mi sembra negli ultimi minuti, io sto guardando un po' la partita, correggetemi se sbaglio, che veramente... No, la partita ha senso, il Pordenone ha fatto gol e da quel momento ha giocato solo in Venezia. Ho capito. E dovrebbe giocare solo. Ma è normale, insomma, il Pordenone è un po' più debole come organico e fa bene a difendersi. Certo. Quindi una vittoria perché oggi con Venezia. Se va a giocarla dall'altra parte perde. Se la gioca alla pari perde. Sì, diciamo ben poi c'è il meccanismo difensivo ancora un po' da oliare. Sì, beh, lì in difesa ce n'è da lavorare ancora. Perché Germano Mian che è stato un grandissimo giocatore, ha giocato anche con Nereo Rocco a Napoli, quando allenava Cormoso diceva con i pali si piantano le viti. Benissimo. Questa era la sua. Io so quando che beccavi i pali ti Federica diceva, sa benissimo chi era sia Nereo Rocco che Germano Mian. Soprattutto le viti. Soprattutto le viti. Stavo per una battutaccia, me la trattengo perché è troppo giovane per il bravissimo. Beh, fatto bene, l'avevi già capito. Gemma. GP, io ho voglia di giocare. Qua abbiamo l'erba, non da fumare, ci si può giocare. Aspetta, io ho la cartina qua. Cosa? No, I giochi, è vero, ci siamo dimenticati dei giochi. Allora c'è Elena che mi dà una mano perché io non ci vedo fino là. Allora c'è il 3 su 3, che cosa significa 3 su 3? Allora bisogna indovinare 3 risultati su 3 di queste partite: Pordenone, Unione Venezia, Mezzocorona Triestina, Sacilese, Cras-Repen. E che cosa si vince? L'asciugatrice. Che è l'asciugatrice? 7 kg. 7 kg di asciugatrici vince. Sì. Compresa opzione antistiro. Antistupro. L'asciugatrice con la versione antistupro. Antistupro non è male. Benissimo. Benissimo. È partito il collegamento. Allora, mentre c'è il secondo gioco, vediamo se. Porta avanti tu che devo andare a mettere a posto. Allora, il secondo gioco, e lo facciamo dire alla nostra Miss,
che uno x2 o uno per 2, visto che parliamo di vino, no? Potrebbe starci. Quali sono le partite da indovinare, mettere il segno? Pordenone, Unione Venezia e Sacilese Crastre-Pen. E cosa vincono i nostri telespettatori, sia quelli del web e sia quelli della televisione, in caso di vittoria, di azzeccare il risultato? 6 bottiglie del gruppo Pascià, che sono 3 bottiglie di bianco e 3 bottiglie di... E come avrebbe detto Elena Mauro, Cerno e Bielo. È bello, sì. Cos'è Cerno e Bielo? Cerno è bello. Rosso Gelo, e bianco. Sì, bianco. In che lingua questo? Sloveno. Benissimo. Che Cerno è anche Cerno è anche un giornalista che era di qua da noi. E Bielo. Abbiamo ripristinato il collegamento con lo stadio Bottecchia e... Eravamo rimasti a Lottito. Ah, vero? Eravamo rimasti a Lottito. Allora, fa parte del sistema, Lottito è uno che fa del sistema, perché, considerando, ma è evidente, no? C'è un sistema da difendere. Lo difendo soltanto con tutte queste situazioni, ci stanno ubriacando con le televisioni, basta voi pensate a tutti i programmi, quante volte noi abbiamo tentato, con noi l'ambiente sportivo di cercare di pianificare con le televisioni, diciamo televisioni regionali in questo caso, no? Però ci viene sempre risposto in questo senso, no? Perché ci sono, voi pensate soltanto ad esempio quanti sport sono molto più attraenti. Io ripeto, dico io sono un calciofilo perché sono come ho detto, ho fatto l'arbitro, seguo l'Udinese, sono sempre a vedere l'Udinese, sono milanista, quel che volete. Però questo non toglie che uno deve essere obiettivo nel dire purtroppo siamo ghettizzati. Ha detto bene la Federica, mi fa piacere, sicuramente volevo fare una domanda, sicuramente c'è il ragazzo che è appassionato di basket. No, forse gioca a basket. Infatti, vedi che gioca a basket. Infatti l'ho capito subito, no? Quindi Andrea, mi dispiace. Cosa? Tu hai giocato e Riccardo esatto, gioca a basket. Sì, ma sono giovani. Ma il 90%, forse il 99% di ragazze piace il basket. Io ho lo stesso mia figlia, lo stesso appassionatissima di basket, non vuole neanche sapere. Lottito fa parte dell'arredamento oppure... Ma allora metti un furbone Lottito, ma dai, a un certo momento fa parte dell'arredamento, fa parte del sistema che sanno benissimo che se non lo difendono guai, no? Ma io chiedo una cosa, allora abbiamo vinto due mondiali, nell'82 e nel 2006. Sì, lui non calcola le coppe in me, giustamente. Sì. Ma faccio riferimento, ma è possibile che con questo l'ambiente calcio italiano non sia riuscito ancora a mettere ordine sulla faccenda fiscale? Come mai le nostre società devono pagare i giocatori molto di più delle spagnole o piuttosto delle altre? Da lì dimostrano, se ci fossero dei dirigenti capaci e considerati, questi se ne fregano, fanno i loro interessi, per cui amen. Avvocato Mazzarella, ma dirigenti capaci e bravi ci sono? Ero a Roma, tassista solito per andare al palazzo, e chiedo all'autista, scusa, ma l'autista che lavoro fa? E l'autista è il tifoso della Roma, ma lui dice che lavora sul settore della lavanderia, ma nessuno ha mai visto una sua lavanderia. Cioè non si capisce neanche cosa faccia. Allora, abbiamo un collegamento. Ecco, in riferimento. Abbiamo qualcuno in linea, non so chi. Sì, abbiamo qualcuno in linea, però voglio ringraziare e salutare le persone che stanno inviando i loro risultati. Magari firmatevi così almeno non diciamo tutti i risultati, no? Però li salutiamo. Tra l'altro abbiamo un collegamento, io stavo cercando un messaggio che è arrivato prima per introdurre il collegamento. Perché, sì, è vero. Allora, il messaggio di prima dice: ciao, il vostro è un bel programma molto interessante, saluti ai commentatori eccellenti. Alberto ti amo by Zorana. Chi è Zorana? Abbiamo svelato gli altarini, commisso. Non me la sarei aspettata mi sarei aspettato un messaggio da così lontano, Ecco, no, io volevo chiederti, spero solo che lei non capisca l'italiano. Lo capisce? Posso fare una domanda a te? No, parla ben poco, sai, Alberto? parla al momento. Allora, c'è una domanda tecnica di Omar Costantini. Visto Alberto. che siamo in tema, ma è più Crvena Zvezda o Partizan, per curiosità? No, lei è tifosissima del Partizan, guai se glielo tocchi. Non bisogna dirgli allora Crvena Zvezda. No, guarda, se tu nomini Stella Rossa di Belgrado, Red Star, ti trovi sicuramente un coltellaccio piantato in gola. Quindi è meglio neanche. Interessante da quelle parti, no? Il sono calcio. gente,
è gente molto sanguigna, molto particolare Omar, quindi bisogna stare attenti a come si parla. Allora, visto che ogni tanto parliamo anche di calcio, raccontaci allo stadio come si sta vivendo questo assedio del Venezia. Allora Giovanni, guarda, ci eravamo lasciati con un primo tempo... Beh, guarda, Alberto, ti premetto, stiamo seguendo la partita, la stiamo anche dicendo ai telespettatori, quindi non ci servono le cose tecniche. Raccontaci invece il pubblico come sta vivendo questa situazione, no? Col Venezia che in pratica è da... praticamente dopo il gol del Pordenone che è sempre in attacco. È un Bottecchia un po' sottosedio, diciamo, no? La Laguna sta un po' trasferendo, sta prendendo un po' piede e sta trasferendo appunto al Bottecchia, anche perché ti dico, il pubblico sta vivendo la partita con grande apprensione e per esempio il discorso che il Venezia veramente è uscito sulla distanza e ha creato, e voi l'avete visto sicuramente in studio, insomma, diverse occasioni insomma, da gol. Qui appunto in tribuna sta tirando veramente il fiato, appunto si boccheggia non soltanto per il caldo e per l'acqua di oggi, insomma giornata veramente estiva, ma soprattutto anche perché insomma questi lagunari, questi veneti insomma ci stanno mettendo il Pordenone insomma, in grossa difficoltà. Il supporto insomma è un bellissimo insomma colpo d'occhio, stanno incitando la squadra dal primo minuto, non la stanno appunto mai abbandonando e cercano appunto insomma di spronare i due attaccanti Zubin e Barbuti a segnare insomma il secondo gol che probabilmente insomma chiuderebbe così insomma la pratica. Il problema è che Zubin sta un po' tirando il fiato, sto parlando adesso solamente di Perugia che qua appunto anche per il Gazzettino che ha corso molto, ha preso molto insomma, durante la partita, ha avuto un calo insomma, evidente in questo secondo tempo, ha offerto insomma, degli spunti importanti, però giustamente insomma, Zauli adesso ha chiesto ai due insomma, attaccanti di stringersi, quindi aiutarsi appunto uno con l'altro, però insomma è da qualche minuto che il Pordenone non si fa proprio più vedere dalle parti insomma, del portiere Gazzima. Quindi insomma adesso se la situazione è 1-0 insomma incrociamo le dita perché insomma manca ancora abbastanza tempo prima della fine della partita, quindi attenzione insomma, ecco, ho parlato forse troppo in fretta perché il Pordenone è andato veramente vicinissimo al raddoppio. Lo stiamo per vedere noi, sai? Noi stiamo per vedere quello che è appena successo, quindi calcoliamo il ritardo che ha internet, quello che ci hai appena commentato, ecco adesso parte è un calcio di punizione, vero? Bravissimo, calcio di punizione. Ecco, il numero... e la palla è uscita di pochissimo veramente all'atto della porta del portiere. Sì. Ecco comunque la punizione sta uscendo Barbuti, protagonista appunto in tutti i sensi, infatti il pubblico lo potrei forse sentire sta applaudendo ed entra Paladin classe 94, quindi insomma Zauli mette in campo un altro giovane insomma, giocatore per fargli esperienza ma anche per tenere questi in questo finale insomma, di partita veramente diciamo molto sentito da parte di entrambe le squadre. Benissimo, grazie Alberto, ci aggiorniamo magari se ci dovesse essere gol, altrimenti alla fine della partita. Grazie a Alberto Commisso che è allo Stadio Bottecchia per seguire appunto Pordenone Unione Venezia. Gemma. C'è Pierantonio Stella con un aggiornamento. E allora passiamo subito a Sacile, stadio 25 aprile, prego Pierantonio. Sì Giovanni, qui innanzitutto appena ricominciato il secondo tempo, il risultato è di 2-0 per la Sacilese. Il raddoppio della Sacilese è arrivato un attimo prima dell'intervallo con un calcio rigore trasformato dallo specialista Alessandro Bezza e procurato da Boscolo Papo, in cui il tiro a botta sicuro dal limite dell'area è stato intercettato con un braccio dal difensore Comel. Per cui adesso sono appena ricominciate adesso le ostilità, un minuto del secondo tempo e risultato più rotondo a favore della Sacilese, ripeto 2-0 nei confronti del Cras. Benissimo, quindi la Sacilese incomincia questa nuova stagione col piede giusto, 2-0 su una squadra, Cras Le Penc. Maurizio, che non è una brutta formazione, vero, per la Serie D? No, la Serie D no, anche perché insomma dal punto di vista della società, il Cras è solido, molto solido economicamente, però potrebbero fare anche qualcosa di meglio con i soldi, nel senso fanno sempre squadre che rischiano la retrocessione e retrocedono, nonostante abbiano una disponibilità economica non indifferente, quindi c'è qualcosa che non funziona. La Cras sarebbe. E poi anche un bel catino là dove si gioca. Sì. Poi appunto il campo non è facile andare a fare punti là, non lo so. Il campionato sempre di Serie D in coda è una battaglia,
perché hai sempre quelle 10 squadre che lottano per non retrocedere ogni domenica, perché poi avendo sempre 2 che retrocedono, i playoff diventa una battaglia, non c'è niente da fare, quindi il CRAS immagino che lotterà con quelle 9-10 squadre per non retrocedere, non penso che possa ambire in questo campionato qualcosa di più. Cosa stanno facendo qua alla tua sinistra? Me lo sto chiedendo anch'io, sinceramente. No, sentiamo dei colpi strani, Sì. come quando ci sono i carri armati a Pordenone, sai quando fanno le situazioni così, boom, più o meno. Ma guarda, controlla tu, no? I ragazzi scalpitano. I ragazzi è successo niente. Tutto sotto controllo. controllo. Con Riccardo. C'è una punizione del Venezia. Ciao Ricky. Ciao Ricky. Te la rimandiamo quasi nuova. Vai a giocare a basket, Ricky. Più che altro è uno stress psicologico, stare fuori 2 ore e mezza. Ciao. No? Ma c'è stress a fare la miss, questi concorsi? Boh, più che stress che è stancante dopo un po', soprattutto quando hai tanti concorsi a cui devi partecipare in una settimana magari. Sì. Tu ne hai fatti quanti quest'anno, quest'estate? 7, 8 mi pare. Ma era sempre la mamma che ti spinta in giro? No, anche col papà. Ecco, ben Sì. giusto. Par condicio in famiglia, signora. Mamma e papà. Alzano c'era il papà. Se uno ha un bel tiro che non avrà nessuno. Alzano c'era il papà. Bell'uomo, Bell'uomo, Beh, guarda la mamma che bella donna. D'altra parte, se è venuta fuori una figlia così, era difficile che fossero 2 brutte persone. E tu invece, Elena, quest'estate, a parte il rischio, quindi questa cosa insieme a Radio Birichina e Bella Monella, Festival Show, hai fatto qualcos'altro? Ho fatto solo un concorso Miss International Che e andrò a Reggio Emilia A Reggio alle Emilia. finali, sì. Sì. Bene. Ho fatto solo questo perché comunque ho fatto altre cose, ho lasciato un posto magari anche a altre Certo. ragazze, comunque avendo fatto negli anni passati, sono un po' più vecchietta io, quindi Ma penso che la presentatrice l'hai già trovata. Andrea e Loris, la vecchietta la portiamo via noi dopo? Ha detto che è carino. Ha detto che è carina. Lei ha detto che è vecchietta, Elena. Quanti anni hai? quanti me ne dai? Ecco. Di galera tanto. Potremmo fare un sondaggio, quanti anni ha Elena Mauro con gli sms e WhatsApp, no? Dai, di un numero, Loris, di un numero. Facciamo la figura del 27. Andrea? 32. 32. Federica, quanti anni ha Elena? È una capa. Sei rimasto malissimo. Maurizio, penso che porti sfortuna se tu dai anni a qualcuno, No, perché sì, tu li togli di solito a qualcuno gli anni. Diciamo tra 25 e 26. Cleofa? 28. Giuliano? No, non posso dirlo perché me l'ha già detto a me. Non può dirlo, Non Omar? lo so, non posso dire. Io non lo so e non lo dico. Gemma, quanti anni ha Elena? Meno, benissimo. Quindi, totale della fiera? 26. La media è 28 da quello che mi sembra. 26. 26, giusto? 26, L'ho benissimo. indovinato io. Come? 25 26. Sì. Giusto? Sì. Allora, quindi se Elena ha 26 anni, è vero che hai 26 anni? Cioè, hai capito? Gliene hai dati 32, ma non te 32? Allora, bisogna fare un pezzettino tra i 26 e sì, perché la donna lo so che fa male, la donna matura è 32, no? Quindi per quello è un complimento secondo te. Certo. Invece 26 sciacquetta, Sì. no? No, non lo so, è andato così. Perché si sciacqua. Ma no, nel senso che insipida, no? 26, c'è ancora quella... No, assolutamente. Cioè, se stasera lui ti invita fuori a cena tu dici no perché hai 26, speravo avessi 32. Va con lei, io vado. Vedi? Qualche maniera si risolve il guardate che è problema, una mini song, perché è il vostro momento tra 26 e 32. Allora facciamo così, prima andiamo in pubblicità, poi facciamo la mini song perché sennò finiamo il programma prima della nostra mini song. Allora, adesso lo dice la Federica. Cosa c'è? Con la pubblicità cosa facciamo? Cosa facciamo? Quanto dura? 3 minuti e mezzo. Sai quante cose fai? Cosa fai 3 minuti e mezzo? Vai in bagno e torni. Ah, esatto. E poi cosa succede dopo la pubblicità? Torniamo qua e ci saranno loro con la mini song. Con la mini song di tra 26 Tra e 32. 26 e 32. Quindi rimanete lì perché poi naturalmente tutti gli aggiornamenti, mentre Venezia continua l'avembaggio a Pordenone, ma il Pordenone è sempre in vantaggio per 1-0 su Lione Venezia. Ci vediamo tra 3 minuti e mezzo, tra poco. Un nuovo spazio dove la donna è al centro dell'attenzione. Miotto Donna, per tutte le donne. Romantiche, dinamiche, colorate,
Allegre, classiche, Miotto Donna, il nuovo negozio, solo per te, donna, Miotto Donna, Azzano Decimo. È arrivato il momento, i fotografi sono pronti, la nuova miss è... Se i sogni esistono, i sogni esistono per tutti. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. Questa volta sono 5 appuntamenti immancabili. Oktoberfest, la cerveseria, da giovedì 18 a lunedì 22 settembre, ogni sera sotto un grande tendone, il menù in vero stile bavarese, 5 serate con 5 concerti diversi e anche un piatto speciale per tutti i vegani. Domenica 21 settembre, Oktoberfest sarà aperta dalle 12. La cerveseria, dal 18 al 22 settembre, ritorna Oktoberfest, Viale Madonna di Rosa, San Vito al Tagliamento. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Per un momento unico, importante, la perfezione e lo stile nel tuo total look. Paolo Miotti, stile italiano. L'uomo, la cerimonia, gli invitati. Per la tua occasione importante, tante proposte, tante idee eleganti, originali, dinamiche. L'uomo e la cerimonia. Per tutti gli invitati, un'occasione unica per scoprire la più bella moda uomo. Il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. Eccoci di nuovo in studio, l'altra domenica con voi come sempre per la prima puntata della seconda stagione. Non ci sono novità di rilievo per quanto riguarda i risultati della Serie D, mentre a Pordenone mancano 7 minuti più recupero al termine, il risultato ancora fermo 1-0 per i neroverdi. Venezia, abbiamo detto nel corso di tutto il pomeriggio, sta facendo la partita, il Pordenone difende, ha avuto un'occasione per andare sul 2-0, mentre l'altro mi ha fregato le mie radiocuffie, come potete vedere, mi donano molto bene. Quelle sono le mie radiocuffie quando andrò a fare prossimamente i collegamenti dei campi. Non ti lasceremo mai andare via di qua. Nel frattempo da 10 minuti è cominciato anche il campionato d'eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Allora se abbiamo la schermata, per cortesia vediamo le partite che sono cominciate più o meno da 10 minuti e vediamo chi legge adesso il campionato di eccellenza. Facciamo metà e metà tra Federica, adesso arriva la schermata, e Elena. No, perché siccome sono dei nomi anche di squadre particolari, ci facciamo... Non perché non sai leggere, perché è un po' difficile. Eccola qua. No, Serie D, eccellenza ho chiesto, grazie, in regia. Questa è la Serie D, ringraziamo la giornata di quest'oggi. Questa è la Lega Pro, vediamo se il prossimo riusciamo a beccarla. La Serie A non gioca, L'eccellenza non c'è? Gemma? Mi piace, questo ovviamente vi fa capire che siamo in diretta, che è la prima puntata, insomma, no? Dobbiamo prendere... Scusami, stavamo cercando di trovare l'eccellenza che problemi tecnici, sì, esatto. Non c'è. Che non c'è? Non c'è, vabbè, allora peccato perché si poteva giocare con loro, ma non importa.
Allora vi leggo io questo primo turno dell'eccellenza, ripetiamo eccellenza del Friuli Venezia Giulia, Charlis Muzzane Virtus Corno, Cordenos Manzanese, Oltre Torre, San Vitese Tricesimo, Tolmezzo Carne a Lumignacco, UFM Monfalcone Chios e Zaule Rabuiese ISM Gradisca. Federica, di dov'è la squadra del Zaule Rabuiese? Di Buia? No. Buia. Sì. Secondo Elena? E di Rabuia. Rabuia. Secondo me è di Zaule, invece Cleofa, di dov'è il Zaule Rabuiese? Vicino a Trieste. Che è? Aquilina. C'è che passo. Adesso non mi ricordo più. C'è che passo, non c'è la Pugliese è un confine. Ok, La Pugliese sarà. Vedete quando Dovrebbe giocare ad Aquilina, secondo me. E invece che è facile, Federica, tu mi devi dire di dov'è il Charlins Muzzane. È di Muzzano. E Carlino, si sono unite le società, benissimo, la sapeva. C'è qualche altra Dove squadra fanno i cani, no? C'è. Vediamo. A Carlino. Oltre l'abbiamo già detto che di Faedis. Tolmezzo Carnia, dove gioca? Tolmezzo Carnia, beh vabbè. È difficile. Tolmezzo Carnia è difficile, Ma gioca sul campo A o sul campo B? Ecco. Non lo so. Le ore pari sul campo A e quelle dispari sul campo B. A tennis funziona così. A tennis funziona così. Va bene, vediamo il Pordenone in avanti, niente, spazza proprio alla Viercobud. come si diceva una volta, alla viva il parroco. Esatto. Gemma. Abbiamo un collegamento speciale perché oggi è un giorno speciale. È un giorno speciale di un nostro grandissimo amico, sì. Prima di tutto. Secondo, grandissimo musicista. Gran pazienza a Gran supportare Gianni Pinotto. Sì, no, gran pazienza anche a essere sempre presente nelle mie trasmissioni, ma è sempre un onore, un piacere averlo in diretta. Nel frattempo a Pordenone si è svegliato anche un'altra bella azione, peccato che palla che esce sopra la traversa. Allora per la giornata magica c'è Andrea Cia. Andrea, buon pomeriggio e naturalmente tanti auguri, Grazie a tutti, ciao, buon pomeriggio. A te, tanti auguri a te. Poi, andiamo? Tanti auguri. Auguri Andrea. Tanti auguri a te. Allora tantissimi auguri Andrea, per i tuoi Grazie 18 mille, anni grazie. finalmente puoi guidare la macchina, puoi prendere la patente. Quante cose si fanno a 18 anni Andrea? Sì. Ma Eccolo! Puoi anche votare. Puoi anche votare, ci dice Giuliano, Andrea. E cambiare. Meglio di no, va ci dice bene, l'avvocato. sì, Vuoi dire qualcosa, salutare, non so, qualcuno? Sai, alla allora vecchia. vi ringrazio tutti, saluto tutti, in particolare ovviamente Loris e Andrea e ovviamente un saluto e un ringraziamento a te GP. Figurati. Ciao! Naturalmente Andrea Cia sarà anche lui ospite nelle prossime nostre trasmissioni. Allora, intanto Vi saluta anche tutta la compagnia. Sì, e allora puoi dire ai fratelli Smaniotto che qua, anche se lì è finito il tiramisù, qua sia Andrea che soprattutto Lollo si stanno strafogando. Sì. Possiamo mostrare una foto con Andrea Cia? Sì, dai, vediamo la foto con Andrea Cia. Rimani un attimo in linea ancora Andrea, tanto paghiamo noi. È una foto che abbiamo Ma io fatto so già l'altra qual sera. è, so già. Lui sa già qual è, vediamo se riusciamo a inquadrare questa foto. Vedete, è tutto ovviamente tutto organizzato, tutto scritto prima, vedete che i tempi tecnici, eccoci. Dov'è Cia, scusa? C'è scritto sull'estintore. Ah, sull'estintore, benissimo, benissimo. Va bene, grazie Andrea, buon divertimento e ancora tanti auguri. Ciao, grazie, ciao. Ciao, ora 16:15, dunque a Pordenone avvocato, si è svegliato il Pordenone, Cleofa è l'avvocato. Diciamo che la squadra del Pordenone ha cercato di fare qualcosa in avanti, sta giocando il Pordenone con umiltà ed è così che deve interpretare il campionato, sono rimasti sempre a loro metà campo, ben coperti, pareggio forse era più giusto, ma anche la vittoria del Pordenone non può essere considerata uno scandalo visto come è andata la partita. Quindi insomma bene, perché preferisco una squadra umile, compatta e che sa dei propri limiti piuttosto che una squadra presuntuosa che poi vada a prendere 3-4 gol magari da questo tipo di squadra come il Venezia, perché se la giocavano alla pari ho paura che il Venezia vinceva la partita. Cleofa. Allora riprendo, intanto una cosa è una novità.
non c'è nessun espulso. No. Finalmente non c'è nessun espulso. Non è finita ancora. No, ma mancano ancora 2-3 minuti. Dai. Allora, poi una partita come oggi, se dovevamo pensare a Lumezzana, hanno riguadagnato i punti che hanno buttato via domenica. Certo. Perché oggi era una partita al 90% per Venezia, quindi è un buon inizio per un nuovo cammino, perché erano partiti non col piede giusto, perché Lumezzana era una squadra alla loro portata, anche se a me sinceramente domenica non sono dispiaciuti. Ecco, nella squadra ti dico, ho visto un paio di giocatori che hanno fatto bene la prima gara e adesso che sono da Serie C, gli altri devono crescere tanto, dal portiere oggi già meglio, perché domenica purtroppo la partita se l'ha mangiata il portiere, che il primo gol è nata la partita, insomma, sì. Perché fino alla mezz'ora l'aveva dominata il Pordenone. Esatto. Diciamo, sto Simoncelli che mi è piaciuto tantissimo domenica, che ha un bel cambio passo e che oggi ha fatto vedere le qualità anche sull'azione del gol. Diciamo che il 90% è un merito suo, sì. Oltre che saltare l'uomo e tutto, gliel'ha messa proprio lì davanti. Diciamo che, come diceva prima Maurizio nel commento, è anche merito della difesa del Venezia, sì. Che si sono trovati tutti imbambolati. Però ha messo una gran palla. Però sai benissimo, se chi fa gol c'è sempre l'errore. C'è sempre l'errore della difesa. Però oggi, ecco, come ha detto Mazzarella, umiltà, hanno combattuto. Gli altri erano superiori perché sembra una squadra di C1 veramente di alta classifica e una squadra a rodaggio della Serie C. Certo. Oggi abbiamo visto anche Zubin, che è un grandissimo giocatore, l'abbiamo visto in difficoltà, non è che ha preso tanti palloni, però la squadra ha lottato, gli mancava un giocatore importante come Mattielig. Ecco, la cosa più importante non sono state nessuna espulsione, perché le espulsioni domenica sinceramente secondo me ha fatto arrabbiare la società, non si può farsi espellere sia dalla panchina, certo, e sia in campo in modo così dilettantistico. Bene, e poi direi che soprattutto con una squadra che ad esempio tutti gli amici e le amiche che hanno giocato il nostro gioco, appunto 3 su 3, solamente una persona su più di 50 che hanno giocato aveva messo il Pordenone vincente, pensa te, tutti l'avevano messo o pareggio o la maggioranza sconfitta, e la sconfitta che era data era 3-1, pensa, neanche poca roba, perché in effetti il Venezia era visto forse come una corazzata, no? Quindi ancora meglio fare 3 punti che magari all'inizio campionato col Venezia. 3 punti importantissimi, sì, anche da vista psicologico, perché superano la partita di domenica. Esatto. Mercoledì mi pare c'è l'incontro col Ferrar Pissalò, è una squadra compatta, però è alla portata del Pordenone. C'è il posticipo, esatto, sì. Sì. E poi domenica col Bassano in casa, che è un derby. Sabato col Bassano. Sabato. A mezzogiorno. Sì. Non lo so, ora so che è sabato, perché forse avremo il Presidente Lovisa in studio domenica, qua con noi. Gemma! Sì, volevo salutare queste persone che siete simpatici. Il calcio va vissuto così, col giusto distacco, con ironia, con serenità, con allegria. Meglio... Zaza? Ah, meglio Zaza con giocatori di calcio che Balotelli, sì, perché Zaza... Gemma! Io sono un'esperta di calcio. Sì, esatto. Che Zaza, aspetta, che siccome abbiamo Federica che è esperta, che Zaza gioca nel... Sassuolo! Ma stai zitto! È Sassuolo! Lo sapevo. Lo sapevi? Ma su Zaza non ci... No, vabbè. Vabbè, allora andiamo a Sacina il 25 aprile. Attenzione, pareggio del Venezia. No, pareggio del Venezia al 93esimo. Al 93esimo. 94esimo pareggio al Venezia. 94esimo pareggiato al Venezia. Incredibile. Incredibile. Allora ho sentito bene. Non ho detto niente io. Riccardo, cosa succede invece al 25 aprile? A parte, vabbè. Guarda, qua la partita è incredibile, nell'arco di 3 minuti il Crash ha pareggiato e 2-2. Poteva anche portarsi in vantaggio. Comunque la partita è stata riaperta con un gol di Knežević al 15esimo, al 17esimo c'è stata un'altra azione in contropiede, è dovuto uscire il portiere Favaro per bloccare il centravanti sempre del Crash, ha rischiato anche l'espulsione, e un minuto dopo c'è stato il pareggio con una bellissima azione sempre in contropiede del Crash, che ha pareggiato con Ranić. Quindi in questo momento al 25 aprile il 2-2, la Sacinese probabilmente pensava di aver già portato a casa i 3 punti e nessuno si poteva immaginare
un pareggio del Crash nell'arco di 5 minuti, in verità. Quindi in questo momento siamo 2-2 al 25 aprile. Bene, neanche tanto, vabbè, 2-2 a Sacile, dove c'è ancora comunque un po' di tempo, perché ricordiamo le partite sono cominciate alle 15, quindi ci sono ancora un 20 minuti più un recupero Sacile, mentre finisce adesso la partita a Pordenone al Bottecchia, Pordenone Unione Venezia 1-1 col gol in pratica allo scadere, no? Al quarto minuto di recupero era. Prima, calcisticamente ci sta il pareggio, sì. Però il Pordenone aveva fatto la sua partita, in umiltà poteva portare a casa i 3 punti, un'ingenuità anche lì, può esserci al 90. Cleo fa tra la prima e la seconda partita 2 punti persi, cioè un punto perso a un punto Lumezzane e 2 qua. E 2 qua, sono già 3, Sì. E questo è proprio peccato di gioventù, perché... Ecco, rivediamo l'azione perché... Non è regolare. No, questa era un'altra azione, non era questa. Gemma, scusa. Sì, c'è praticamente... Allora, Alberto, dov'è che oggi? A Pordenone. A Pordenone. Adesso ci racconterà anche lui, no? Come stiamo a Pordenone, lo sappiamo già. Sì. Ma a San Vito, indovina un po'? La San Vintese è in vantaggio, il Benissimo. numero 9 Puddu Lorenzo, e questo è Daniel, un nuovo inviato che salutiamo, poi magari lo chiamiamo anche, che ci ha mandato l'aggiornamento. Poi c'è un altro aggiornamento per l'eccellenza, Zaule 0, ISM 1. Zaule Rabuiese. Lo sapevo io. Non ce la azzecco una. GP, ti lascio con Alberto Commisso. Va bene, allora Alberto, proprio all'ultimo istante. All'ultimo respiro Giovanni, hai fatto bene, non sono neanche riuscito a portare fortuna, vedi, al Pordenone. Quando San Vito e vincono, arrivo a Pordenone e pareggiano proprio all'ultimo respiro. Beh, comunque la San Vitese sta vincendo, se vuoi saperlo. Sì, appunto, è quello che ti ho detto, la San Vitese sta vincendo, io sono fuori a Pordenone, eravamo tutti appunto già che esultavamo per la vittoria, che invece purtroppo è arrivata questa zozza gelata a 10 secondi dalla fine, nel gol di Magnaghi. 1-1, ma c'è l'ombra del fuorigioco, infatti appunto tutti hanno... No, non c'è fuorigioco. Non c'è fuorigioco, non c'è fuorigioco. Non c'è fuorigioco. Adesso rivediamo, ma almeno anche sul replay, sia l'avvocato Mazzarella che Omar Costantini, anche Cleofa, mi sembra che avevate detto che non era fuorigioco, no? Adesso comunque stanno facendo tutti i replay, Alberto, se stai in collegamento ti diciamo subito se è o meno fuorigioco. Peccato perché aveva anche Pordenone avuto un paio di belle azioni, no? Per portarsi sul 2-0. Era risorto il Pordenone, guarda, il Venezia ormai aveva esaurito la benzina, non aveva più fiato, le aveva tentate tutte, però la palla non riusciva ad entrare. Il Pordenone aveva avuto veramente delle belle occasioni sul finale, lo vedevi che aveva grinta, energia ancora da spendere, voglia forse anche di fare appunto il secondo gol, invece chiudere i conti, purtroppo a 10 secondi dalla fine è arrivato questa mattonella in testa, questa tegola in testa che ha rovinato la festa. Ecco, sembra... Allora, per quanto riguarda l'azione incriminata del pareggio, sembra che il giocatore del Venezia veniva tenuto in gioco non dal difensore vicino all'attaccante, ma da quello laterale a sua sinistra. Ah, ho capito. Sì. Cioè, adesso il giocatore alla sinistra di te che era in tribuna, in pratica, ecco. Certo. Ce n'era uno... Era uno più distante, non quello che era vicino a quello del Venezia, quell'altro, quello verso più la linea di fondo, sembra che lui tenesse in gioco, almeno dalle immagini che abbiamo visto, tenesse in gioco appunto l'attaccante del Venezia. Certo. Vabbè, peccato, succede, l'importante è aver comunque pareggiato una partita difficile, vero, col Venezia che arrivava in pompa magna dopo il 3-1 del primo turno. E Alberto, l'importante è aver mosso la classifica, dicevano una volta, vero? Certo, hai un punto almeno per il morale, potevano essere 3 e mancano 2 all'appello. Il Pordenone sicuramente ha delle qualità, le ha fatte vedere oggi e sicuramente avrà gli stimoli già a partire da mercoledì, ma anche a domenica prossima, insomma, il tempo c'è, bisognerà solo lavorare sodo e sperare veramente in questa squadra, grazie anche a un mister importante ed esperto come Sauli, riesca a trovare insomma la quadra giusta dell'amalgama che più serve. Va bene, Alberto, grazie, noi ci sentiamo domenica prossima, da quale campo non lo sappiamo, ma sicuramente ci sentiamo, ho fatto anche la rima, ecco. Non c'è più Alberto, va bene, grazie a Commisso. Grazie Commisso, allora ribadiamo il risultato a Pordenone 1, Unione Venezia 1, la partita si è conclusa. Gemma. Per la promozione abbiamo Mauro Lizzi al telefono. E allora, cominciati anche i 2 gironi di promozione, un caro amico, un nuovo caro amico del nostro programma, Mauro, che visto che ci fai questo servizio, no? Oggi vabbè, oggi le partite
cominciano alle 16, ma da domenica prossima riusciremo a dare tutti i risultati della promozione proprio grazie a Mauro Lizzi, che oltre ad essere un esperto è anche un grande allenatore. Mauro, tanto benvenuto. Buongiorno, benvenuti a tutti. Insomma, grande allenatore. Io sono un allenatore dilettante che è appassionato delle nostre categorie e diciamo così, appunto, per quanto riguarda il servizio che così ho messo in piedi, è nato così per gioco, ho creato una rete di collaboratori, di appassionati con cui ci scambiamo i risultati, per cui ne è nato una serie di gruppi che poi con la tecnologia, in particolare adesso con WhatsApp, molto più celere, molto più aggiornate, e alla fine insomma riusciamo a avere praticamente tutti in tempo reale risultati di eccellenza e promozione, e per cui sì, così per condividere anche con voi nessun problema, insomma. Certo, e soprattutto con la gente che ci segue da casa. Ricordiamo che siamo l'unica trasmissione televisiva del Friuli del Veneto che segue i risultati del calcio tra virgolette minore, ovvero sia, oltre la Serie A, seguiremo Lega Pro, Serie D, Eccellenza, e quest'anno grazie a Mauro anche la promozione. Mauro, dei due gironi, facci così un cappello, dici la situazione dei due gironi, girone A, girone B, le favorite, le squadre che potrebbero essere sorprese, quelle che magari invece andranno giù. Ecco, diciamo questo, c'è da fare una premessa che secondo me è sostanziale. I tempi sono duri per tutti e l'evoluzione di quest'estate con l'apparizione dall'Eccellenza, della San Daniele e dell'Azzanese, si sono creati, diciamo così, dei ripescaggi per cui c'è stato un rimoscamento di carte anche in promozione che diciamo così, porterà a valori un po' diversi, diciamo così, rispetto al passato, soprattutto appunto riferito al fatto che gli equilibri magari si sono spostati in maniera diversa proprio in virtù delle vicissitudini estive. Per quanto riguarda il girone A, ho visto, insomma, l'estate è stata, al di là appunto c'è stato il ripescaggio del Cordenons, e quindi diciamo una delle favorite che poteva essere il Cordenons è già in eccellenza, per cui non c'è più. Ho visto che ha fatto un ottimo mercato il Flaibano e il Fiume Bannia, e secondo me in questo momento sono un gradino sopra, anche se entrambe hanno cambiato molto e non è detto che il campo sia, come dire, dia la verità, però ecco, sulla carta queste due squadre, diciamo così, per quanto riguarda il mercato che hanno fatto, probabilmente sono due candidate al salto di categoria. Spiace un po' vederle giocare contro, difatti poi l'interesse è appunto per la prima di campionato, proprio il fatto che il campionato ha posto di fronte queste due che secondo me sono le due favorite. Peraltro poi il Flaibano con gli strascichi dei playoff dell'anno scorso è un po' penalizzato perché ha diversi squalificati, ma siamo solo alla prima e ci sarà tutto il tempo per valutare i valori. Subito dopo probabilmente io vedo, insomma, le pordenonesi, le solite Porcia Prata, che al di là che cambino molto, insomma, ogni anno comunque negli anni hanno costruito, hanno consolidato la loro posizione, e ci metterei anche i miei ex del Fagagna che con le difficoltà che hanno avuto l'anno scorso, è stata una stagione particolare, hanno dovuto giocare i play-out, però in verità con gli arrivi dell'ultima ora, Francesco, mi riferisco soprattutto a Francesco Pecile e a Stefano Tissiot, probabilmente, insomma, hanno colmato una delle loro lacune dell'anno scorso, che era il pacchetto avanzato, per cui potrei metterle fra le candidate. Ripeto, è da prendere col beneficio di inventario perché gli equilibri sono un po' diversi rispetto a quello che poteva essere il comune denominatore degli anni precedenti. Perfetto. Allora Mauro, naturalmente spero già domenica prossima sarai nostro ospite quando le partite cominceranno alle 15 e quindi potremo seguire fino in fondo i due gironi di promozione. Io ti voglio ringraziare di questa spiegazione anche per le persone che magari guardano noi e per la prima volta si approcciano proprio a questo campionato che, ricordiamolo, è in due gironi, girone A e girone B. Grazie, ci sentiamo. Magari parleremo un po' del girone B più avanti, ma certo. Comunque ecco, ci sentiremo prossimamente, vi manderò volentieri i risultati, quello che riusciremo a raggiungere. Certo. Sicuramente i risultati
definitivi, risultati finali poco dopo finite le partite, e vediamo se riusciamo anche a servirvi con degli intervalli o i primi tempi o l'evoluzione dei risultati di qualche squadra anche durante il corso della trasmissione. Benissimo. Mauro, grazie e naturalmente io e te ci sentiamo in settimana. Grazie ancora e buona domenica. Grazie. Bene, allora, sono le 16:32. Gemma, cosa stai facendo con quel microfono? Ho problemi oggi. Hai problemi, Ho dei problemi col cavo, sì, ma in linea c'è qualcuno che non ha problemi, ma c'è un casino in sottofondo. Che si immagino sente che siamo a Monfalcone. Certo. Ma dove c'è casino è Monfalcone? Roby Visintin. Roby Visintin, prima giornata. Allora, UFM Monfalcone, prego. Allora, intanto purtroppo stiamo perdendo, ma abbiamo appena preso una traversa su punizione di Carli da fuori area. Niente, stiamo perdendo 1-0, ha segnato al 30esimo del primo tempo Candussio, un gol di testa su corner dalla sinistra della squadra avversaria. È una bella partita, però devo dire la verità che un Pios così forte non me lo aspettavo, così ben disposto in campo. Praticamente una partita, per quanto mi riguarda, il momento da pareggio, però sta vincendo loro, hanno ragione loro. Mezz'ora però, 33 minuti sono, non tanta roba. Sì, una mezz'oretta, però non dico una squadra sinceramente ben messa in campo. Stiamo anche battendo un po' di caldo, perché sta facendo veramente caldo. Stiamo suonando anche in tribuna, pensa a te, a te di Godias, niente, a tutto portiere. Perfetto, Roberto, grazie, ci aggiorniamo. Niente, dopo vi manderò le foto dell'inaugurazione del club, come ho detto prima, perché non sono ancora arrivato, mi diceva Gemma. Benissimo. Al limite le facciamo vedere domenica prossima, d'accordo? Sì, senza problemi, tranquillo. Benissimo, grazie mille. Ciao, grazie Giovanni. E allora aggiorniamo al 30esimo per la prima giornata appunto di eccellenza. Charles Muzzane e Virtus Corno, dimmi Gemma se sono risultati nuovi. 0-0, Corderos Manzanese 0-0, Oltre Torre 0-0, San Vitese Trecesimo 1-0, Tolmezzo Carnia Lumignacco 0-0. Abbiamo appena sentito che l'UFM Monfalcone sta perdendo in casa col Chions per 1-0 e Zaule Rabuiese ISM Gradisca 0-1. Prego Gemma. È arrivato un messaggio che dice, ce la faccio con calma, ma ce la faccio, ognuno ha i suoi tempi qui. Allora, un saluto, ciao e complimenti a tutti per la trasmissione sportiva e alle belle bariste del Pascià. Ciao da Mauro di Fiume Veneto. Che non ci sono oggi. No, ma cosa vuol dire? Ci sono comunque al lavoro. Ah, sono al lavoro, non pensavo parlasse che di solito sono qua. Perché di solito sono qua. È arrivato adesso. L'hanno spedito a giugno ed è arrivato adesso. Forse lui a bere qualcosa al Pascià e voleva mandare un saluto. Ho capito. No, bisogna essere chiari, no? Perché la barista del Pascià c'è lei e la Federica che non mi sembra lavorino al Pascià. Britti. Allora, adesso io vorrei farvi vedere, prego la regia di mandare in onda il servizio su Federica, quello che è successo martedì sera, perché poi è un bel servizio, no? Perché Maurizio, Cleofa, so che voi siete amanti delle belle donne, tu dici la finale della Miss, quando viene incoronata la Miss, vedi tutte queste Miss e esce una Miss. No, perché Fabrizio Astolfi, che è un genio in queste cose, ha presentato, o meglio, ha coronato Federica in questa maniera, sempre se dalla regia riesce a partire il servizio. Eccoci, vedi? Tutti i maschioni davanti e lì dietro si celavano tutte le ragazze, vedete? Eravamo al barocco martedì sera ed ecco Federica che non so come... Eri contenta di uscire in mezzo a tutti i maschioni? No, sì. Ecco, sì. Ovviamente, ecco. Si chiama Deborah? Sì, esatto. Deborah Anzini, che era la Miss dell'anno scorso, che incorona la nostra Federica Miss di quest'anno. Vedete sullo sfondo Fabrizio appunto che incorona in vero senso della maniera Federica come Miss che cosa, scusami? Nel senso che è Miss Moda e Spettacolo SVG 2014, un po' più lungo non potevamo farlo questo nome. Perché poi in questo concorso non è che sfidi e sei solo bella, hai fatto un'esibizione? Io ho fatto il finto, diciamo, set fotografico, sì. Mentre c'erano altre ragazze che appunto ballavano, cantavano oppure suonavano lo strumento. Tu hai fatto Sì. Hai fatto il famoso? Book? No, shooting. Shooting, sì, scusa.
Shooting che non è una parolaccia, ma vuol dire appunto lo shoot è lo scatto, lo shooting vuol dire facendo scatti, vero? Sì. Sei stata contenta quella sera? Che usa sì, tantissimo. Ma adesso, sinceramente, pensi di aver meritato di vincere tu o magari pensavi che ci fosse qualche altra ragazza? Beh no, c'erano anche altre tantissime belle ragazze. Sì. Vinto lei meritava. No. C'era proprio, non ce n'era. Sta parlando Lollo perché c'era anche Lollo, c'era anche Colorello. Hai visto che c'era anche tutti. Andrea dietro che faceva le foto, non hai visto? Io c'ho anche le riprese di Andrea che suona, è che non sono riuscito a portare tutto. Meno male, va. No, beh, Andrea ha suonato bene. Certo. Ma perché parli così? Ma guarda che roba. Gemma, cosa c'è? Ah, c'è la pubblicità. E allora una canzone sulla pubblicità. Quanti minuti? Prima 1 minuto e mezzo di pubblicità. Di canzone. No, la pubblicità dura un po' di più. Dai, qualcosa sulla pubblicità? Non so. Ah, la vuoi? Cioè, ma vedete, i cantanti che non sanno le parole, Maurizio, è come se tu vai a fare, no, una difesa in... Una difesa in tribunale. Io sul momento, sempre. E lo so che ti inventi. Bravo, ti ho visto all'opera. Mettiamo che noi e siamo a Io posto. non leggo mai in Ti ho visto all'opera, Maurizio, quando sei in tribunale, eh? Prego, maestro. Canta. Generale, dietro la collina ci sta la notte buia e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Na 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 na. Generale, dietro alla stazione lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va di qui a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare, a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Vai Omar. Na 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 na. Vado? Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, hai vinto il battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di vino e silenzio e tu buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. La 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 la. Vai Fede, vai. La 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 la. Vai Gemo. Na 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 la la. La pubblicità. Bravissimo. Guai chi se ne va. Un nuovo spazio dove la donna è al centro dell'attenzione. Miotto Donna, per tutte le donne. Romantiche, dinamiche, colorate, allegre, classiche. Miotto Donna, il nuovo negozio. Solo per te, donna. Miotto Donna, a Zano Decimo. È arrivato il momento. I fotografi sono pronti. La nuova Miss è... Se i sogni esistono, i sogni esistono per tutti. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul.
Questa volta sono 5 appuntamenti immancabili. Oktoberfest, la cerveseria, da giovedì 18 a lunedì 22 settembre, ogni sera sotto un grande tendone, il menù in vero stile bavarese, 5 serate con 5 concerti diversi e anche un piatto speciale per tutti i vegani. Domenica 21 settembre, Oktoberfest sarà aperta dalle 12. La cerveseria, dal 18 al 22 settembre, ritorna Oktoberfest, Viale Madonna di Rosa, San Vito al Tagliamento. I fratelli Bozzetto, da oltre 20 anni, offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Per un momento unico, importante, la perfezione e lo stile nel tuo total look. Paolo Miotti, stile italiano. L'uomo, la cerimonia, gli invitati. Per la tua occasione importante, tante proposte, tante idee eleganti, originali, dinamiche. L'uomo e la cerimonia. Per tutti gli invitati, un'occasione unica per scoprire la più bella moda uomo. Il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. E allora rientriamo con un aggiornamento della Serie D. Il Padova ha appena raddoppiato sull'Union Pro. Vediamo se ci sono altri aggiornamenti sul nostro monitor. Vediamo, siamo proprio, vedete, ovviamente siamo in diretta, ma proprio siamo in tempo reale anche per gli aggiornamenti. Volevo chiedere... Beh, il dato vicentino 3-1. Allora, l'Alto Vicentino non si smentisce, 3-1, vabbè, è andata, oramai penso che sia finita. Volevo chiedere ai due esperti di calcio, secondo voi chi ha fatto il raddoppio del Padova? Nicolini ancora ribatto. Ferretti ancora, basta. Ferretti ancora. Allora, ricapitoliamo la Serie D quando mancano solamente oramai i tempi di recupero, siamo alle 16:45, ricordiamo che la prima giornata della Serie D, il girone C, ovvero sia il girone che comprende le squadre del Friuli, Venezia Giulia e del Veneto, sono cominciate le partite alle 15. Unione Arzignano Fontana Fredda 1-1, Belluno Mori Santo Stefano 1-0, Bianco Scudati Padova Unione Pro 2-0, Clodiense Montebelluna 0-0, Drola Fenadora 1-1, Giorgione Tamaia è confermato che il Tamaia è ancora in vantaggio per 1-0, a Legnago l'Alto Vicentino che, ribadiamolo perché è una nuova formazione, una fusione di due società, il Marano del Presidente Dalle Rive e il Trissino Valdagno. Dalle Rive aveva due spiccioli in tasca, ha detto aspetta che mi prendo anche questo e faccio lo squadrone, e infatti sta vincendo a Legnago per 3-1. La Triestina, primo risultato positivo dalla nuova gestione, a mezzo corona è 0-0 e come abbiamo sentito in diretta a Sacilese Cras Repen, incredibile ma vero, 2-2. Questo per quanto riguarda la Serie D. Tra poco vi daremo gli aggiornamenti per quanto riguarda invece la fine dei primi tempi dell'eccellenza. Ricordiamo che l'eccellenza Friuli Venezia Giulia, quest'oggi le partite sono cominciate alle 16. Bene, mancano pochi minuti, quindi possiamo adesso anche fare un po' di così, non si può dire in televisione, ma lo dico cazzeggio, perché stiamo aspettando... Facciamo melina. Facciamo melina. Allora, abbiamo visto i risultati dell'eccellenza, no? L'eccellenza che le Friuli Venezia Giulia quest'anno vede squadroni, no? Tipo l'UFM Monfalcone, che mai l'anno scorso ci saremmo pensati di tornare a trovare in eccellenza, e poi squadre particolari, no? Come l'Oltre, il Torre, ricordiamo che... Scusa Giovanni, avevi detto che la polizia voleva sciuperare? No, ma non lasciamo stare dalla polizia. Voglio dire, il Torre in eccellenza, ricordiamo che Torre è un quartiere di Pordenone, no? Non è neanche una frazione, è proprio un quartiere Torre, non è frazione, o è frazione Cleofa? No, è un quartiere. È un quartiere, no, Torre. Oltre FAE. È come Villanova. Ecco. Ma la regione, no? In questo caso parliamo di Friuli Venezia Giulia, dà una mano a queste società particolari, perché poi il Torre sappiamo che è una squadra, ha un vivaio molto interessante, no? Il Torre. Poi vabbè, la prima squadra è formata tra parentesi da... Sì, mi pare che hanno rapporti anche con Pordenone. Anche con Pordenone, esatto. No, dicevo, la regione Friuli Venezia Giulia che è autonoma, quindi può gestire i propri fondi come gli pare. Dà una mano a queste società di calcio per far crescere i ragazzi, perché si sa che lo sport lontano ai giovani, cioè guardate io, Andrea Coloredo e Loris, che insomma non abbiamo giocato, non abbiamo fatto sport, guardate come ci si riduce. Ecco.
Ah, tu hai anche fatto sport e sei comunque così. Benissimo. Sono diventato così quando mi sono fatto male, sono ingrassato 35. Dicevo, la regione che siamo autonomi in Friuli Venezia Giulia fa qualcosa o no? Allora, Prima Cleopa, poi l'avvocato. Ok, allora da quello che ho sentito da Torrenti ancora un anno fa, le risorse sono il 30% in meno degli anni scorsi a livello sportivo. Io sono un po' un contrario anche sul livello specialmente dello sport di dare a pioggia, perché dopo le società vorrebbero coltivare settori giovanili e dopo sappiamo benissimo dove vanno i soldi. Adesso poi con la crisi che c'è le domande sono anche in aumento, qualcuno addirittura fa domande anche a livello di fondi europei per ristrutturare i campi, anche per ristrutturare le società, visto i soldi, quindi non so quanti soldi ci siano per le società in questo momento. Poi, cosa potrebbe fare allora? Cosa potrebbe fare? Dovrebbero obbligare, allora torniamo sempre indietro. Scusami, se ti troppo un secondo, io ce l'ho una Anch'io infatti volevo dirlo. Aspetta, la mia è più bella. La presidente Serracchiani, come si chiama? Deborah Serracchiani. Deborah Serracchiani è meglio che se ne vada a Roma e diventa presidente Sergio Bolzonello, l'amico, e vedi che i problemi vengono risolti. Che è un grande sportivo, tra parentesi. Sì, è un grande sportivo, e oltre ad essere un amico, e lo vedo più sicuramente come presidente lui della regione della Serracchiani. Ma qualcuno avvocato parla che questo potrebbe succedere brevemente. Sì, no, ma io vedo più Sergio Bolzonello presidente della regione della Serracchiani. La Serracchiani è una di partito, può stare là a muovere le carte a Roma. Poi sappiamo tutti perché ha vinto la Serracchiani con i voti di Sergio Bolzonello, perché sì, è inutile se dopo andiamo a vedere i voti. Quello è vero. Un attimo c'è purtroppo. Sì, siamo agli sgoccioli d'Arzignano, infatti tra poco c'è Maurizio, però prima volevo darti gli aggiornamenti sull'eccellenza. Sì. Cerlis Muzzane, Virtus Corno 1-0, Cordenons Manzanese 1-0, Oltre Torre 1-0, San Vitese Tricesimo 1-0, Tolmezzo Carnia Lumignacco 1-2, UFM Chions 0-1, Vesna Gemonese 1-0, Zaule Rabuiese ISM Gradisca 0-1. Benissimo, questi sono i primi tempi che naturalmente daremo in chiusura. E adesso c'è Maurizio Mazzon. E allora Maurizio, andiamo ad Arzignano per sentire com'è finita Unione Arzignano Fontana Fredda. Prego Maurizio. Eccoci qua, finita in questo momento, Arzignano 1, Fontana Fredda 1. Benissimo, allora comincia col piede giusto questa nuova stagione, Maurizio. Sì, diciamo di sì, comincia col piede giusto, però insomma. Allora aspetta. Ancora mancano solo 41 punti. Vabbè, non importa, tu sei sempre l'anno scorso così che eri in testa e dicevi andiamo avanti. Maurizio, ci sono due amici in studio che ti vogliono salutare, Maurizio. Ciao amico. Ciao, sono Maurizio. Sono Maurizio Mazzarella, ciao. Ex rossonero. Caramba! Dai, bene la prima. Bene la prima. Fontana Fredda farà bene. Sì. Maurizio Mazzarella dice che Fontana Fredda farà bene. Io me lo auguro, spero anch'io, ho cercato di allestire una squadra che potesse perlomeno salvarsi in maniera dignitosa. Poi sai, il calcio non è che sia matematica, purtroppo un bomber così. Come Mitchell, Difatti se mi permettete un attimo, nel primo tempo, quando era forse il momento peggiore nostro con Martini, che fino a quel momento era stato forse uno dei peggiori in campo, abbiamo trovato il gol del pareggio, quindi comunque siete partiti bene. I dati toglie, quindi perché Arzignano è una delle squadre più forti, quindi Maurizio siete partiti bene secondo me. No, siamo partiti bene, quindi siamo contenti di questo pareggio, perché intanto fa morale. Esatto. Bocca al lupo. Grazie. Ciao. Grazie Maurizio, ci sentiamo domenica prossima. Allora, stiamo aspettando di vedere i finali della Serie D, aspettiamo ancora qualche istante. Torniamo sul discorso del Friuli Venezia Giulia, no? Visto che siamo in chiusura anche. Allora, Sergio Bolzonello sarebbe l'ideale perché il movimento sportivo forse ricevesse qualcosa di più, dicevi. No, non solo il movimento sportivo, perché vedo più uomo politico Bolzonello Sergio di questa Serracchiani. Come non ti entra in testa, No, perché quella può fare solo la persona di partito là a Roma a muovere quattro carte. E non riesco a capire come sia diventata presidente. Io
non seguo molto queste cose. L'hanno votata, quindi... sai, che lei era contro il presidente uscente. Io lo so, siccome il centrodestra, che è in maggioranza in Friuli e in Italia, non riescono mai a convogliare i voti in una determinata persona, è chiaro che poi alla fine vince il centro-sinistra, questo è pacifico. Ovvio. Però dico, io vedo più portato come presidente Sergio Pizzarelli, perché mi sembra che la Serracchiani, più di aver detto bisogna rottamare D'Alema, che per me è un grandissimo politico, penso che sia fuori ogni discussione, perché poi la carta d'identità, io non sopporto la carta d'identità né nel calcio né nella politica né da nessun'altra parte. Se un giovane è bravo deve giocare, se è scarso deve stare in panchina. Se un vecchio è bravo deve giocare, se un uomo è preparato, io non l'ho mai potuto vedere D'Alema, però non posso certamente dire che non sia una persona preparata politicamente, eccetera. Quindi tutta questa voglia di giovani, eccetera, mi sembra che se uno giovane è uno stupido non puoi metterlo a fare il ministro, resterà sempre stupido. Sì, non lo so, bisogna portare i giovani, non lo so. Sembra che adesso non si possa fare il ministro se non si è donna, magari con qualche attributo, e giovane. Sotto i 40 anni. E sotto i 40 anni. Quindi Federica ministro. Ma che paese siamo diventati? E anche Elena. No, Federica la farei Presidente della Repubblica. Elena è Presidente del Consiglio. Ministro degli esteri, perché parla tante lingue, sì, lei non si farebbe la figura di cacca ogni volta che un politico italiano parla all'estero in inglese. Io dico, adesso per forza devono esserci 8 donne ministro e 8 uomini, ma chi l'ha detto? Possono essere, se sono preparate, 16 donne, ma anche 16 uomini. Cioè tutte queste convenzioni, tutte queste, io le chiamo barzellette, sono fuori quota. hanno portato l'Italia ma ha cominciato Berlusconi con la Garfagna, che ha messo ministro, perché ce n'è per tutti, non è solo per il centro-sinistra, per il centro-destra, ha messo ministra una che faceva la valletta di con Mengacci. Cos'era? Una televisione la domenica mattina, eccetera, fino a un mese prima. Però gnocca. E tutti i giovani che facevano tutti i giovani che facevano politica da 20 anni, che magari erano bravi, preparati, ora si vedono diventare ministra la Garfagna. Non lo so, non lo so. È un paese impazzito dappertutto. Vediamo se anche Gemma sta quale impazzendo. non mi ritrovo proprio più. Vediamo cosa ci dice Gemma. Salutiamo un amico che ci chiedeva i risultati, l'aggiornamento del Fontana Fredda, abbiamo appena sentito Maurizio. Confermiamo 1-1, ma adesso tra poco li diamo tutti di nuovo, prego. Sì, e poi è arrivato un messaggio che dice: tantissimi complimenti ad Andrea, davvero bello e bravo. Federica, vicino ad Andrea diventi ancora più bella, fate una bellissima coppia. Ciao da Lollo. Lui, Infatti. Leggi chi ha mandato? Lollo. Benissimo. Bene, ci manda. E al telefono abbiamo Riccardo Riem. Allora, finita Sacile 2-2, Riccardo. Sì, partita da 2 volte in primo tempo, dove la Sacilese ha stradominato la partita andando a segno 2 volte, potendo anche fare il terzo chiudendo la partita direttamente il primo tempo. Il secondo tempo c'è stato un afflosciamento della squadra incredibile, nell'arco di 5 minuti si sono trovati dal 2-0 al 2-2 con la possibilità del crash addirittura di andare in vantaggio 3-2. C'è da dire anche che nel secondo tempo, al 30esimo, il crash è rimasto in 10 per l'espulsione di Boskovic, e la Sacilese non ha fatto neanche un tiro in porta in quest'arco di tempo. Sono stati 4 minuti di recupero, la Sacilese in questi 4 minuti ha fatto 4 calci d'angolo, ma non ha ottenuto nessun tipo di risultato positivo. Non si capisce questo afflosciamento della squadra, perché in effetti il primo tempo è stato dominato dalla Sacilese. Il secondo tempo forse anche per l'inesperienza di alcuni giocatori della Sacilese, perché ricordo che la Sacilese giocava sempre Maggio e Manucci, che erano squalificati, e Grattolo, che era infortunato, però niente lasciava presagire di una disfatta di questa portata, anche perché insomma pareggiare con il Cras, anche se bisogna ammettere che il Cras alla fine ha meritato ampiamente il pareggio, però non si capisce questa involuzione tra il primo e il secondo tempo della Sacilese. Comunque sicuramente l'allenatore Di Donelli saprà trovare le contromisure per questo primo passo falso della Sacilese in casa, e quindi sicuramente penso che la prossima partita
troverà le soluzioni giuste per sistemare la squadra. Quindi dal 25 aprile Sacilese 2, Cras 2, quindi prima partita con pareggio per la Sacilese. Grazie a Riccardo Riem, noi siamo in chiusura, ma prima di salutare gli ospiti non ne parliamo neanche, lascia stare perché è agghiaggiante la situazione nazionale, agghiaggiante. Allora, vediamo i risultati finali della Serie D. Unione Arzignano Fontana Fredda 1-1, Belluno Mori Santo Stefano 1-0, Bianco Scudati Padova, Union Pro 2-0, Clodiense Montebelluna 0-0, Drolla Fenadora 1-1. Castelfranco Veneto il Tamai ha vinto per 1-0, a meno che non siano sbagliati. Il gol di Furlan. Legnago Alto Vicentino 1-3, parte la corazzata firmata dalle rive, questa sì è una corazzata, devo dire. Questo ha i soldi, esatto. Mezzo Corona Triestina 0-0, come abbiamo sentito, Sacilese Cras Repeng 2-2, le classifiche non ve le diamo perché è una sciamenza, è la prima partita. Invece i primi tempi dell'eccellenza confermati, Sarlis Muzzane e Virtus Corno 1-0, Cordenos Manzanese 1-0, Oltretorre 1-0, San Vitese Tricesimo 1-0, a Tolmezzo Lumignaco Tolmezzo Carnia 2-1, ma a Monfalcone il Chion sta vincendo con l'UFM per 1-0, Vesna Gemonese 1-0 e a Rabuiese ISM Gradisca 1, Zaule Rabuiese 0. Io voglio salutare, siamo in chiusura, parto da sinistra, questi due personaggi che ci hanno seguito tutta l'estate e hanno voluto essere qua con noi per inaugurare questa nuova stagione. Grazie. Due belle voci, Due belle voci, due grandi amici, oltre che essere un po' così, giocherelloni. Ci arriviamo. Che detto così? Giocherelloni. Invece Federica, io ti faccio il mio più grosso in bocca al lupo, ci vediamo a Reggio Calabria perché penso che arriveremo noi tre, noi siamo già lì dall'8 a sistemare le cose. Benissimo. A farti vincere il titolo chiaramente. È chiaro, bisogna la giuria. Sì, noi arriviamo lì per farti vincere il titolo, mica per altro. È buono perché, allora, sia Lollo che Andrea, non viene il papà, non viene il moroso, quindi andiamo noi tre. Perfetto, magari puoi portare anche la mamma, La mamma può venire, sì, assolutamente, la mamma deve venire. La mamma deve venire, signora. Ringrazio l'avvocato Maurizio Mazzarella, come al solito inaugura le mie trasmissioni, Cleo Fabrao prossimamente ancora ospite nostro, grazie ancora. Con Elena ci vedremo sicuramente prestissimo, grazie. Giuliano, grazie ancora. E cosa devo dire? Ringrazio Omar Costantini, il mio fedele compagno di viaggio. Vuoi fare un saluto? No, tanto ti vedo domani a te. Io sono in onda sempre su Canal Furlan col telegiornale. Ecco, allora fatti un po' di promozione. Ricordo il telegiornale di Canal Furlan, 114 del digitale terrestre, che fa parte sempre del gruppo di Telepordenone Media Triveneto, e va in onda ogni giorno alle 19.05, a mezzanotte e mezza, alle 8 del mattino e alle 13. Bene, allora rinnoviamo l'appuntamento con Omar Costantini, oltre che sulle reti di Telepordenone Video Regione, anche su Canal Furlan. Voglio salutare naturalmente Gemma in regia, come al solito preziosa. Brava Gemma! Imprescindibile Gemma! Grazie alla fine, prima insulti e poi... Io ho visto cosa facevi con Coloredo fuori prima, ecco perché... ho visto, la prossima volta ti faccio un selfie, va bene? Un selfie? No, io non faccio selfie. Ringrazio Enrico. Ce n'è uno su Facebook. L'avete fatto voi. Ringrazio Enrico, ringrazio Maurizio e ringrazio a Pordenone Loriano, Mira e tutti i nostri collaboratori in giro per i vari campi del Friuli e del Veneto. Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima 14:30 qui Telepordenone. L'altra domenica è il tuo sport in televisione. A domenica, ciao a tutti.